pomeriggio a tutti, secondo appuntamento della giornata con Ernesto Belisario, ha un curriculum abbastanza lungo, quindi dirò semplicemente che è avvocato, esperto di information technology e di processi di digitalizzazione all'interno della pubblica amministrazione e consulente tra l'altro anche a livello governativo. In questo momento mi pare che in questi giorni stiano cominciando a riscrivere il codice dell'amministrazione digitale di cui avete sentito parlare tra l'altro stamattina da Roberto Scalo. Vi parlerà di un argomento che magari è poco familiare ai giornalisti, probabilmente dovrebbe essere di più perché è un mondo nel quale si possono ricavare varie informazioni su quello che è quello dell'open data. Lo farei in un modo abbastanza originale però efficace. Adesso lascio la parola a lui, visto che io ho già parlato anche troppo. Dunque, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Le prossime 2 ore saranno 2 ore in cui approfondiremo un tema che tra l'altro per i giornalisti tutto sommato è meno oscuro che per altre categorie, anche perché ormai da anni si parla di data journalism, no? Di giornalismo che parte dai dati e attraverso i dati riesce a raccogliere evidenze, definire inchieste, raccontare esperienze. Io però faccio una mia veloce presentazione in aggiunta a quello che dice Carlo, che ha detto Carlo, che ringrazio, solo per farvi capire qual è il mio taglio sul problema e sul tema open data. Io sono un avvocato specializzato in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, ma da circa 15 anni mi occupo di diritto delle tecnologie, quindi mi occupo delle tematiche relative all'introduzione delle tecnologie informatiche e telematiche in ambito pubblico e in ambito privato. Da circa 5 anni, poi dopo proveremo a capire perché, oltre a fare il giurista ed aver lavorato ad alcuni progetti come esperto giuridico degli open data, sono stato e sono in parte un attivista e quindi ho chiesto alla pubblica amministrazione insieme a tanti altri che venissero pubblicati i dati che le pubbliche amministrazioni hanno, perché ciascuno potesse farci tante cose. E come posso provare a spiegarvi cosa si può fare con i dati? Ho pensato, questa è un'idea che mi è venuto qualche tempo fa e Carlo era presente, da appassionato di una serie televisiva che magari qualcuno di voi conosce o che magari qualcuno di voi condivide con me la stessa passione. Ho pensato di provare a spiegare gli open data, i dati aperti, attraverso i Simpson, provando a immaginare, come sceneggiatore sarei pessimo, lo so, infatti faccio l'avvocato, però a pensare all'uso e a pensare quasi ad un episodio dei Simpson che avesse come tema quello dei dati aperti. Ci renderemo conto come in realtà probabilmente molti episodi dei Simpson potrebbero parlare di dati aperti, così come molte delle vostre inchieste e dei vostri lavori potrebbero essere più facili se disponessimo di dati aperti. Io so che questa mattina Roberto Scano vi ha parlato della trasparenza. La trasparenza è fatta negli ordinamenti evoluti, è fatta da 2 componenti, no? Il diritto di trasparenza e 2 diritti. Il primo diritto si chiama reactive transparency, cioè trasparenza reattiva. È il diritto di poter chiedere all'amministrazione il dato, l'informazione che ci interessa. Questa reactive transparency in Italia non è ancora molto evoluta, perché come voi sapete in Italia possono fare richiesta di accesso agli atti ai sensi di una legge che si chiama 241 del 1990 soltanto coloro che in relazione a quel documento possano vantare un interesse personale, concreto, diretto, attuale e giuridicamente rilevante.
capite che personale, concreto, diretto, attuale, giuridicamente rilevante, ad ognuno di questi aggettivi si restringe l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del diritto all'accesso e del diritto alla trasparenza. Quindi significa dire che se il tizio sta costruendo, se io sono il vicino, ho diritto di vedere il permesso edilizio di tizio. Se ho partecipato ad un concorso, ho diritto a vedere l'elaborato del soggetto che ha vinto il concorso. Se ho partecipato ad una gara d'appalto, ho diritto a vedere l'offerta dell'impresa che si è aggiudicata l'appalto. Ma quindi questo vuol dire che in realtà il diritto di accesso al momento è costruito non come diritto autonomo, ma è strumentale all'esercizio di altri diritti: il diritto di proprietà, il diritto di partecipare al concorso per il pubblico impiego, il diritto di partecipare ad una gara d'appalto. Questo è quello che accade adesso. Sappiate, per vostra scienza e coscienza, che i giornalisti hanno un interesse giuridicamente rilevante ai sensi della 241 del 90, e il loro interesse giuridicamente rilevante è l'esercizio del diritto di cronaca. Ovviamente è un po' complesso, io ve la sto raccontando in maniera semplice, ma dire strumentale esercizio del diritto di cronaca significa quando faccio l'istanza devo dire di essere giornalista, e questo già determina un irrigidimento, no? Io faccio l'istanza, potrei essere chiunque. Devo dire di essere giornalista. B, devo spiegare che tipo di dato voglio, documento voglio, quindi devo essere molto preciso nell'individuare quel documento. C, devo spiegare perché mi interessa, cioè devo spiegare perché l'esercizio del mio diritto di cronaca passa necessariamente attraverso la conoscenza di quel documento specifico il cui contenuto verosimilmente io non conosco. Quindi è difficile fare qualcosa, dare una motivazione che reca in un eventuale contenzioso così alla cieca, no? A carte coperte, come di solito giochiamo questa partita nei confronti di una pubblica amministrazione. Però astrattamente parlando, pensate ad esempio, c'è stato il famoso caso Gatti, giornalista del Sole 24 Ore, che aveva fatto un'istanza di accesso agli atti nei confronti di un archivio in cui vi erano documenti che potevano comprovare legami tra la criminalità organizzata e determinati uomini politici italiani. Se andate a leggere la sentenza del Tarlazio scoprite anche chi erano gli uomini politici indicati. Lui li indicava. Questo archivio, il Ministero aveva risposto no, non esiste l'interesse a vedere quei documenti. Il TAR del Lazio ha detto no, ma come? Certo che esiste il diritto, non può essere in discussione il diritto del giornalista a guardare quel documento, no? Sarebbe importantissimo per l'esercizio del diritto di cronaca sapere se Tizio Caio, il presidente di una regione meridionale per esempio, avesse avuto dei rapporti con la criminalità organizzata. Peccato però che non mi è detto quali documenti sono, e quindi io non posso dire a tutti i dipendenti dell'amministrazione cercatemi nell'archivio quali sono i documenti. Tu avresti dovuto dirmi il rapporto della Guardia di Finanza numero del, la nota dei servizi segreti numero del. Capite bene che quindi quei documenti lì dentro ci sono, voi astrattamente avreste un interesse a guardarli, ma in realtà dal momento che non ne conoscete gli estremi non potete conoscerli, perché giustamente dal suo punto di vista l'amministrazione non può mettere al setaccio un archivio unicamente per i documenti che vi interessano. Quindi al momento la trasparenza reattiva in Italia esiste, è tutelata la posizione del giornalista, ma in modo debole. Cosa sta succedendo? E Carlo lo sa, che con 30 associazioni abbiamo portato avanti una campagna che si chiama FOIA for Italy, per estendere la trasparenza reattiva in Italia. FOIA for Italy, cos'è il FOIA? Il FOIA è il Freedom of Information Act, cioè la legge degli Stati Uniti sulla trasparenza, che svincola il diritto di accesso dall'interesse personale concreto diretto e attuale, cioè dice chiunque può chiedere un dato senza dover dire perché, chiunque può chiedere un documento in possesso della PA senza dover dire perché. Siamo stati tenaci, abbiamo scritto sul sito foiaforitaly.it, lo trovate, abbiamo scritto una bozza di testo. Siamo andati in 32 associazioni ed esperti, siamo andati dal governo e dal Parlamento e abbiamo detto questo è il FOIA che vorremmo. Lo approvate, tenendo conto che tra l'altro il Presidente del Consiglio Renzi nel suo discorso di fiducia al Senato, quando si è insediato il governo, ha detto una delle prime cose che farò sarà il FOIA. Allora noi capiamo perfettamente che le priorità sono doverosamente altre, l'economia, il lavoro, ci sta. La notizia, visto che
parlo con giornalisti, è che la settimana passata il Parlamento ha approvato, nell'ambito della riforma della PA, una delega al governo ad adottare il Freedom of Information Act. Quindi nel corso dei prossimi 12 mesi dovrebbe arrivare il famoso foglio italiano, quindi dovrebbe essere superato questa restrizione alla normativa e sarà un potentissimo strumento nelle mani dei giornalisti. Il Watergate, giusto per raccontare qualcosa che giornalisticamente, non solo giornalisticamente, ha senso, nasce da una richiesta FOIA, Freedom of Information Act, negli Stati Uniti d'America negli anni 70. Quindi questo per dire che lo strumento di trasparenza nelle mani del giornalista diventa uno strumento molto interessante e fortunatamente tra qualche mese anche i giornalisti italiani potranno contare su questo strumento. Quindi dicevamo, la trasparenza è fatta di due pezzi. Giusto per rimanere nell'importanza dei dati e in cosa si potrà fare quando ci sarà un FOIA in Italia. Negli Stati Uniti, vi faccio una domanda, anzi la faccio a Carlo. Carlo, tu quando devi scegliere un medico specialista, come lo scegli? Devi andare da uno, ti serve, che ne so, un bravo dermatologo, da chi vai? Cioè come fai a saperlo? Ne parlo con i medici di fiducia, per esempio. Vai dall'amico medico o vai dal medico di famiglia e la domanda che gli fai è: da chi porteresti tua moglie, da chi porteresti tuo figlio? Cioè non gli diciamo dammi il nome di un bravo dermatologo, la domanda è da chi andresti tu? Questo perché il criterio reputazionale, no, è importante, perché un altro medico sa molto meglio di me a chi rivolgermi. Questo per dirvi che dei ragazzi in California sono andati dall'amministrazione dello Stato della California, dall'amministrazione sanitaria, e hanno chiesto chi erano i clienti dei medici che esercitavano nello Stato della California. Non volevano sapere i nomi e i cognomi, volevano sapere le professioni, perché così hanno costruito un'app che è in condizione, se sono a Los Angeles, di dirmi qual è il dentista, mi scoppia un ascesso, io voglio sapere qual è il miglior dentista a Los Angeles, apro l'applicazione e me lo dice, ma non come TripAdvisor, con le valutazioni. Magari ci potrebbe essere stato qualcuno che ha pagato troppo e lascia una brutta recensione, ma unicamente col criterio reputazionale. Qual è il dentista che cura più altri medici? Qual è l'oncologo che cura più altri medici? Se curi più medici degli altri, evidentemente perché sei più bravo degli altri. Quindi questo lo hanno potuto fare perché il Freedom of Information Act gli consente di avere conoscenza. Loro erano degli start-upper, dovevano realizzare questa impresa, questa applicazione. Immaginate le potenzialità invece che questo può avere per il giornalismo. È sufficiente che non ci siano segreto di Stato, segreto militare, oppure motivi di riservatezza. Ovviamente anche il nome dei clienti, dei medici sarebbe stato problematico. Quindi questo è il pezzo di trasparenza reattiva. Invece questa mattina Roberto Scano vi ha parlato di quella che si chiama trasparenza proattiva, a livello in inglese proactive transparency, cioè quando quando la trasparenza, non è il prodotto, la reazione ad una richiesta che mi arriva dall'esterno, ma quando la trasparenza arriva proattivamente da parte dell'amministrazione, perché è l'amministrazione stessa che sceglie di rendere pubblica un'informazione o un documento, oppure perché c'è una norma che impone, come il decreto 33, di cui sicuramente, conoscendo Roberto, vi avrà diffusamente parlato, oppure perché c'è una norma che impone di pubblicare una serie di dati, di informazioni o di documenti. Nel caso del decreto 33 esistono 267 obblighi di pubblicazione che sono previsti all'interno della sezione amministrazione trasparente. Questa normativa, la normativa sulla trasparenza proattiva, si sposa e soprattutto prospera nell'epoca degli open data, i dati aperti. Allora io vi dicevo che provo a spiegare gli open data a Springfield, quindi attraverso la collaborazione di quelli che sono i personaggi della famiglia Simpson. Dunque, quando abbiamo iniziato a parlare di dati aperti, io ho iniziato a parlare nel 2010, che non è casuale. Nel 2010 iniziamo a parlare in Italia perché l'8 dicembre del 2009 Barack Obama trasforma gli open data da una teoria
in prassi amministrativa, cioè il primo paese al mondo che trasforma gli open data in prassi amministrativa sono gli Stati Uniti d'America. C'è un executive order dell'8 dicembre del 2009 a firma appunto del presidente Obama, in cui si dice alle amministrazioni federali: nei prossimi 45 giorni dovete pubblicare determinati dati aperti e dovete fare un piano per i prossimi anni, cioè per i prossimi rilasci di informazioni. Dicevo, c'è ancora confusione su che cosa significa open e open data in particolare, anche perché noi italiani, si sa, non abbiamo una grandissima dimestichezza con la lingua inglese, almeno a livello medio, quindi ogni volta che stiamo parlando di un termine inglese non riusciamo bene a capire di cosa si tratta. Open data non è una piattaforma, non è un nuovo social, ma significa dati aperti. Qui arriva la saputella, no? Homer sbaglia clamorosamente, come fa spesso e come fanno spesso i papà, come il sottoscritto, quando si tratta di approcciare a qualcosa di nuovo, e arriva però la saputella della famiglia Simpson, cioè Lisa, che subito provvede a dire che no, open data significa che tutti devono poter accedere e riusare le informazioni che hanno le pubbliche amministrazioni. Diciamo che tradotto in un altro linguaggio, open data significa che l'amministrazione dice: ecco, questi sono i miei dati, facci quello che vuoi. La definizione di open data non la dobbiamo reinventare da zero, esiste una definizione internazionale di riferimento che è la Open Definition 2.0, poi potremo darci dei link, ma sicuramente se voi andate sul web e scrivete Open Definition a cura dell'Open Knowledge Foundation trovate quella che è la definizione di open data. Open data vuol dire dati aperti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, perché noi ci concentriamo su quelli delle pubbliche amministrazioni per dei motivi che vedremo tra un po', ma dati aperti che hanno determinati attributi tecnologici da un lato e giuridici dall'altro. Tecnologici cosa vuol dire? Vuol dire che il dato deve essere in formati aperti, vuol dire che il dato deve essere machine readable, come si dice in inglese, quindi non il PDF, no? Perché non può essere letto da macchine, deve essere un CSV, deve essere un XML che mi consenta di fare facilmente dei mashup, degli incroci, di poterci creare delle applicazioni, di poterci fare delle ricerche, no? Se io pubblico un PDF scansionato, certo il dato è pubblico, ma la sua riutilizzabilità è molto bassa, e questo significa che non potrò parlare di open data in senso tecnico. Quindi open data vuol dire dato aperto, in base all'open definition, il dato deve essere in un certo formato, deve avere determinati attributi da un punto di vista tecnico, ma anche giuridico, vuol dire cioè che deve essere pubblicato con una licenza che consenta a tutti di poter riutilizzare quel dato, quell'informazione anche per finalità commerciali. E questa è sicuramente stata una delle barriere più forti, e lo è ancora. Vai in molte pubbliche amministrazioni e dici il dato deve essere pubblicato per finalità commerciali e ti dicono il mio dato, no? I miei dati. Dici no, veramente non sono i tuoi dati, questi sono i dati che sono stati pagati con i nostri soldi, cioè sarebbero i nostri dati, no? Perché li abbiamo pagati noi con i soldi delle tasse tendenzialmente. È etico, quindi stiamo dicendoci che è etico che questi dati ritornino ai cittadini nella maniera più naturale e anche più economica possibile, attraverso cioè la pubblicazione sul web in un formato aperto. Però rompere l'abitudine per cui il dato può essere solo guardare ma non toccare, come dire, cioè accedi ma non lo riutilizzare. Invece la logica degli open data è non solo accesso, ma accesso, uso e riuso. Quindi questo è assolutamente rivoluzionario, almeno nella logica delle pubbliche amministrazioni, non solo, anche nella logica delle imprese. Questo sottolineava la rivoluzione del concetto di open data. Quindi gli open data significa licenza che accompagna il dato, quindi il dato accompagnato da una licenza aperta
che consente l'utilizzo anche per finalità commerciali, quindi la creazione di opere derivate, può essere un'app, può essere un'infografica, può essere una visualizzazione di qualunque tipo, con possibilità di inserire due tipi di vincoli soltanto: l'obbligo di citazione della fonte, preso questo dato dal sito dell'amministrazione XYZ, magari se la citazione della fonte la facciamo nel modo più corretto, soggetto che ha formato il dato, URL da cui abbiamo preso il dato, data in cui abbiamo consultato per l'ultima volta quell'indirizzo, no? Cioè tutti elementi che consentano, perché di solito c'è scritto hai l'obbligo di citare la fonte, poi come si debba fare questa citazione della fonte non ce lo dice nessuno. Io provo a, come dire, scriverlo, le licenze che curo lato amministrazione perché ce ne danno l'incarico, però è buona prassi, soprattutto se facciamo un uso web, di inserire queste informazioni, quindi nome dell'amministrazione che ha formato, che è titolare del dato, URL dove abbiamo riferito quel dato, quell'informazione, e contestualizzazione delle circostanze di tempo in cui abbiamo fatto l'ultima consultazione dell'informazione, perché poi insomma se il dato viene aggiornato il giorno dopo corriamo il rischio noi di farci una brutta figura quando abbiamo pubblicato quell'inchiesta, quel post o quell'articolo. Dicevo, obbligo di citare la fonte e eventualmente di utilizzare una licenza analoga per il riutilizzo, ma questo, come vediamo, è sempre più raro. Perché Lisa è così contenta quando descrive con la faccia così sognante, quando parla di open data, quando dà questa definizione di open data? Perché la dottrina dei dati aperti nasce da una constatazione: tutte le nostre vite sono governate dai dati. Io stesso, per decidere come arrivare qui, ho visto quali fossero gli orari degli autobus, gli orari dei treni, quelli sono dati. Quando scegliete la vostra casa per la villeggiatura, vedete quanto è lontana dal mare, quelli sono dati. Quando scegliete se andare al mare il fine settimana, lo scegliete sulla base delle previsioni del tempo, quelli sono dati. Quando scegliamo in quale scuola mandare i nostri figli, in quale città trasferirci, che tipo di lavoro fare, dove aprire una determinata attività, lo facciamo sulla base di informazioni, quelli sono dati. Cioè ogni scelta che noi compiamo nel corso della giornata, ripeto, quale paio di scarpe acquistare, quale smartphone regalare al nostro nipote, insomma il prezzo, anche quello è un dato, un'informazione. Quindi tutte le nostre scelte sono governate dai dati, le nostre vite sono governate dai dati. E qual è il soggetto? Quali sono i soggetti che hanno più dati e informazioni? Sono le pubbliche amministrazioni. In tutto il mondo le pubbliche amministrazioni raccolgono dati, informazioni. Perché li raccolgono? Non perché ci sia il grande fratello, anche se Orwell aveva visto molto avanti, devo dire. Le amministrazioni raccolgono strumentalmente la propria attività dati, tanti dati, molto interessanti. Pensate ad esempio ai dati relativi al territorio che io raccolgo quando faccio un piano regolatore, quando faccio un piano urbanistico, raccolgo delle informazioni preziosissime relative all'ambiente, relative agli insediamenti abitativi, relative alla presenza di attività commerciali, relative alle cartografie. Questi sono dati che io raccolgo ma che fino ad oggi rimanevano imbrigliati in quello schedario nel procedimento per fare il piano urbanistico. Fuori da quel procedimento non erano usabili. Pensate a tutti i dati che vengono raccolti in materia ambientale, ad esempio, tutti i monitoraggi che vengono fatti in maniera ambientale, centraline dell'inquinamento, monitoraggio fatto dalle competenti istituzioni sui corsi d'acqua, sul loro livello di salubrità. Pensate a tutte le informazioni utilissime in materia di lavoro. Se ci fossero stati gli open data, forse gli esodati non ci sarebbero stati. Il problema dell'esodato da dove nasce? Nasce dal fatto che c'era qualcuno nell'amministrazione che aveva perfettamente il dato relativo al lavoro e all'organizzazione del lavoro e i dati sull'occupazione, e qualcun altro, il soggetto che ha preso la decisione, che fa il decreto, e anche un ministro tra l'altro, non ha accesso a quel dato, a quell'informazione. Quindi stiamo parlando di un dato altro che open, direi super closed, cioè proprio
chiuso alla stessa pubblica amministrazione. Eppure è un dato che esisteva, un dato che qualcuno era in condizioni di avere. Gran parte del patrimonio informativo pubblico è imprigionato però in archivi inutilizzabili. Quindi cosa stiamo dicendo? Che le pubbliche amministrazioni di tutto il mondo raccolgono tantissimi dati, tantissime informazioni. Perché? Perché ci fanno tante cose. Pensate ai dati relativi al registro tumori, sono dei dati che vengono raccolti dalle amministrazioni sia per fornire il servizio di cura, sia per fare attività di prevenzione. Un dato molto importante, probabilmente se gli abitanti del quartiere Tamburi di Taranto avessero potuto conoscere che il livello di neoplasie infantili era 4 volte superiore alla media nazionale, il problema dell'ILVA ce lo saremmo posti un attimo prima del sequestro della Procura della Repubblica, per dire. Quindi le informazioni esistono, qualcuno le ha, qualcuno le guarda, ma per molti diventano inaccessibili per tanti motivi. Ci sono dei motivi di tipo tecnico, fisico direi. La nostra amministrazione è ancora molto ancorata sulla carta, quindi faccio fatica a rendere pubblicamente disponibile qualcosa che è un pezzo di carta, no? Difficile fare di open data se l'archivio della pubblica amministrazione non è nativo digitale. Il secondo motivo per cui faccio fatica ad aprire questi dati è un motivo di tipo culturale. Qualche tempo fa mi chiamano per dare una mano sulla trasparenza in un'amministrazione che era stata colpita da inchieste. Faccio una riunione vicino al dirigente con tutti gli altri dirigenti quell'ente. Il dirigente è incaricato della trasparenza, io spingo molto, dico facciamo gli open data di questo, facciamo gli open data di quest'altro, pubblichiamo subito questo in real time, in tempo reale. E quest'altro dirigente, in realtà io avevo dato peso alla circostanza che fosse un po' in avanti con gli anni, mi faceva sì è vero, dobbiamo farla la trasparenza, abbiamo sbagliato a non farla, però è difficile. Però mi sembrava che non fosse in malafede, mi sembrava semplicemente che sovrastimasse delle difficoltà. È difficile, servono soldi, non è una cosa che facciamo subito, il futuro ma il presente è diverso. Finisce la riunione, non so se voi avete presente il Razzi imitato da Crozza. Io mi sono trovato di fronte ad una situazione di quel tipo, quindi finita la riunione mi fa avvocato, le offro un caffè e lì assisto proprio alla trasformazione, amico mio, no? Mi guarda e mi fa, avvocato, l'informazione è potere, noi mica lo diamo a tutti, punto, a capo. Cioè, uno dei principali fattori di resistenza ai dati aperti è la posizione di potere che qualcuno ha creato sull'accesso alla informazione, sul possesso dell'informazione, sul devi passare da me prima di avere quella determinata informazione. Però vi faccio un esempio, questa cosa non è soltanto una cosa italiana, io da ormai quasi un anno sono diventato consulente di quel governo che ha inventato le open data e quindi ho un confronto con quello che succede all'estero. Anche lì hanno quelli che non vogliono aprire i dati, cioè fortunatamente non siamo soltanto noi. Il governo inglese, per esempio, questa cosa mi ha molto colpito. Il primo ministro Cameron, per avere un dato, cosa doveva fare? Doveva chiamare il direttore generale del ministero X e gli doveva dire scusami come sta andando l'impiego, e ovviamente il direttore generale cosa gli dirà verosimilmente? Tutto bene, stiamo andando benissimo, la stragrande, tutto va bene dalla Marchesa, no? Diceva un filogamo qualche anno fa, una canzone che cantava sempre mio nonno. Cameron ha fatto realizzare un'applicazione che si chiama Number 10, ce l'hanno solo lui e i ministri. In tempo reale loro non devono telefonare a nessuno, loro in tempo reale hanno l'andamento delle politiche, come sta andando l'occupazione, come vanno i licenziamenti, non devono aspettare il dato mensile che diffonde l'Istat, loro lo sanno ad horas, aprono in questo momento qual è il dato, centro dell'impiego me lo comunica in tempo reale, e allo stesso tempo hanno il big data di Twitter e di Facebook per capire qual è il sentiment in relazione a quella determinata politica. Quindi io in questo momento
come politico ho accesso e quindi la qualità del mio processo, elimino tutte le resistenze disintermedio l'accesso all'informazione anche per me che prendo la decisione, potrei rimanere vittima delle troppe catene che mi separano dal dato, no? Che mi separano dalla fonte, e sono in condizione di prendere A la decisione più tempestiva in quel momento, B mi consentono anche di capire se c'è un'emergenza in termini di comunicazione. Quando Cameron va in conferenza stampa, lui prima si è aperto l'applicazione, ha guardato tutto e quindi è in condizione di poter dare, so che insomma ci sono diversi politici di livello nazionale e locale che in passato ci hanno deliziato in conferenza stampa con delle interpretazioni suggestive totalmente slegate dalla realtà e dal dato, che poi giustamente chi come voi fa fact checking e quindi fa una verifica, un controllo dei fatti, riesce a sbugiardare pressoché in tempo reale. Quindi l'importanza dei dati è centrale, esistono delle barriere di tipo tecnico e delle barriere di tipo culturale al riutilizzo e alla pubblicazione del dato. Dicevamo, i dati quindi vengono pubblicati quando i dati sono aperti, lo abbiamo detto prima, quando sono pubblicati tecnicamente in determinati formati e quando hanno delle licenze particolari. Se io dovessi spiegare l'importanza dei formati, in realtà l'ho fatto, per questo ho usato questa slide, in questo momento, se io dovessi spiegare a mia madre cosa sono i formati, proverei a spiegarle che se non esistesse un formato di binario, il treno arriverebbe al confine italiano, dovrebbero tutti scendere e dovrebbero salire su un altro treno perché i binari che ci sono nell'altro paese hanno delle dimensioni completamente diverse. Invece l'interoperabilità dei binari consentiva all'Orient Express di fare dalla sua suggestiva tratta, pur passando tra n paesi, proprio perché quello era uno standard, era un formato universalmente riconosciuto, e fortunatamente per tutti i viaggiatori, per chiunque abbia fatto una tratta di Interrail in gioventù sa che è così. Quindi il formato, perché il formato aperto? Perché il formato aperto consente a tutti di parlare la stessa lingua, sappiamo perfettamente come poterlo utilizzare e con quale modalità. Non so per quale motivo, sicuramente avrò improvvidamente premuto un tasto scorretto. Il mandante morale, no? Il padre della dottrina degli open data è questo signore che si chiama Tim Berners-Lee. Questo signore è uno dei due padri del www, cioè una delle due persone che tutti dobbiamo ringraziare se ogni giorno scriviamo sul nostro smartphone o sul nostro PC www seguito da qualunque cosa. Ebbene, Tim Berners-Lee nel 2009 partecipa ad una conferenza che si chiama TED, immagino che ne avrete sentito parlare o vi ci sarete imbattuti nelle vostre navigazioni, in un famosissimo intervento al TED del 2009. Tim Berners-Lee dice: sì, internet è fantastico, il web, il www ha rivoluzionato la vita delle persone, ma sapete, c'è una cosa che secondo me è davvero più importante di tutti, non è la posta elettronica, non sono i siti web. La vera forza sono i dati, cioè la vera forza del web e della rete è di poter condividere dati, cioè quali dati? Soprattutto i dati delle pubbliche amministrazioni. E fa tra l'altro una serie di esempi. E lui dice: questi dati li abbiamo già tutti pagati, di fatto anche se li riutilizzasse solo una ragazzina per fare i compiti da scuola, in più rispetto a quello che è stato fatto, di fatto raggiungerebbe, li metterebbe a frutto una volta di più. Quindi lui dice: gli open data sono etici non solo perché danno trasparenza, perché consentono a tutti di poter fruire di un patrimonio di conoscenza, ma anche perché consentono alle persone di fare molte cose. Cosa che mi colpisce è che questo Tim Berners-Lee lo diceva nel 2009 in una conferenza, e all'epoca gli open data, i dati aperti, erano un tema per addetti ai lavori, geek, nerd come il sottoscritto. 2012, muro di una città del Mezzogiorno, l'anonimo graffitaro cosa dice? Tim Berners-Lee aveva concluso questo suo speech al TED, se non l'avete visto lo potete recuperare, molto motivazionale.
con un grido che era Rode Tanau, cioè dateci i dati grezzi subito. L'anonimo graffitaro barese dice vogliamo i dati sui tumori subito, che è un po' Rode Tanau. Probabilmente l'anonimo graffitaro barese non sa chi è Tim Berners-Lee e non sa Rode Tanau, però alla fine dice la stessa cosa. Quindi in soli 3 anni la percezione, questo mi interessa perché in soli 3 anni la percezione delle persone è che le nostre vite siano governate dai dati e che le amministrazioni, che tra l'altro lui identifica in modo molto preciso, dice chi ce l'ha i dati sui tumori, ce l'ha l'ARPA e ce l'ha l'ASL. E quindi lui scrive questo messaggio: ARPA e ASL vogliamo i dati sui tumori in modo immediato. Quindi i cittadini sanno che i dati esistono, sanno chi li ha, sanno che questi dati sono già stati pagati. Quindi questo è molto importante ed effettivamente questa accelerazione che c'è stata nella consapevolezza delle persone ha determinato una accelerazione, la vedremo, nel modo in cui le amministrazioni hanno iniziato ad interessarsi agli open data. Ora però sono franco con voi, la velocità con cui hanno iniziato gli enti a dire open data o a scrivere open data sui propri siti non è proporzionale alla velocità con cui hanno pubblicato dati di qualità, ma questo, come dire, lo vedremo, no? Nel senso, si è fatto un gran parlare di open data e di dati aperti, ma questo gran parlare di dati aperti non ha fatto seguito un grande impatto dei dati aperti in Italia fino a questo momento, ma adesso ne parleremo sicuramente. E beh, insomma, dopo che Lisa Simpson ha spiegato tutte le mirabolanti meraviglie dei dati aperti, ovviamente arriva l'altro saputello di Springfield, che insomma è il nostro Ned Flanders. Questo lo dico a vantaggio di chi come me non abbia guardato i Simpson. Ned Flanders è il vicino di casa di Homer Simpson, è quello, insomma, il vicino di casa che tutti vorrebbero avere o che tutti non vorrebbero avere, poi questo dipende dai casi, perché è quello super preciso, che sa tutto, iper praticante, insomma, e quindi lui dice con gli open data, con il suo ottimismo, con l'ottimismo che lo contraddistingue, dice con gli open data ci guadagnano tutti. Eh sì, perché la filosofia dei dati aperti, quando diventa prassi amministrativa, è un meccanismo, come dicono quelli che parlano bene, win-win-win. Perché? Perché consente alle amministrazioni di fare di più con meno. Cosa vuol dire di fare di più con meno? Facciamo conto che poi io vengo da Roma. A Roma c'è un sistema di trasporti urbano abbastanza articolato. Vabbè, articolato. La logica 1.0, cioè l'approccio dell'amministrazione agli orari qual era? Io faccio l'applicazione, tu scarichi la mia applicazione e guardi gli orari della mia applicazione. Questa è una logica 1.0, perché? Perché A, mi costa di più svilupparti l'applicazione, ho dei tempi, dovrò fare un appalto, dovrò scegliere un affidatario. Invece con gli open data l'amministrazione cosa fa? Pubblica in formato aperto i dati sugli orari, magari aggiornati in tempo reale. In quel modo consente a 3, 4, 5, 10 soggetti differenti di sviluppare un'applicazione che riusi quei dati. E quindi questo fa sì che l'amministrazione debba concentrarsi solo non sulla realizzazione del servizio. L'amministrazione mette online il dato, la creazione del servizio la farà il mercato in modo più efficiente e sicuramente con minor spesa da parte della pubblica amministrazione, spesa che sappiamo in questo momento tra l'altro non ci può essere, quindi un servizio online di qualità non possiamo averlo. Lasciamo perdere tutti i casi di epic fail dei servizi online della pubblica amministrazione. Io ho aperto un sito che si chiama piadaincubo.it. L'ispirazione mi è venuta guardando il programma dello chef Cannavacciuolo, no? Quello delle sue cucine da incubo, che lui va nelle cucine, che sono delle cucine da incubo. A me, guardandolo, mi è venuto in mente che alcune volte mi sento in delle PA da incubo, perché mi sento un po' come Cannavacciuolo, molto in piccolo, ovviamente da tutti i punti di vista. E allora, nel corso di questi anni, attraverso il mio blog, sui miei profili social, una serie di utenti mi segnalavano i loro casi di servizi di
digitali della PA. E allora ho pensato che forse poteva essere opportuno metterli in rete, quindi voi potete farlo, potete contribuire in modo anonimo, piadaincubo.it, cioè racconta la tua piada incubo e potete contribuire. Esistono dei casi molto divertenti che ci insegnano come raramente le amministrazioni sappiano sviluppare dei servizi online di qualità, quindi spendono un sacco di soldi, ci mettono un sacco di tempo e alla fine, quando anche lo consegnano un servizio che non funziona. Io ho la mia cassa di previdenza e assistenza che fino a qualche tempo fa, non so se è cambiato nel frattempo, diceva che le mail si ricevono fino alle 16:30 del venerdì, dopodiché evidentemente staccano i server, non capisco quale altro motivo. Oppure c'era un sito, credo fosse il sito dell'Agenzia delle Entrate, che dice: hai la tua password per entrare, non ti preoccupare, se la perdi clicca qui, devi semplicemente indicare la tua vecchia password. Ma se io l'ho persa la vecchia password, devo indicare la vecchia che ho perso per avere una nuova password. Quindi esistono tutta una serie, oppure esistono i siti che chiudono alle 18 del venerdì, perché immagino ci sia il riposo sindacale dei siti web della PA, no? Quindi questo cosa significa? Significa amministrazioni che in tempo di spending review, grazie ai dati, possono concentrarsi sul raccogliere informazioni di qualità, pubblicarle, dopodiché qualcun altro penserà alla creazione del servizio. Chi è boom? Chi è che pensa alla creazione del servizio? Ovviamente ci sono le imprese. Le imprese, questo è a livello comunitario ormai assodato, le imprese nell'epoca della società dell'informazione usano, c'è qualcuno che parla di nuovo petrolio, insomma, il dato non mi entusiasma il paragone al petrolio, diciamo come un'energia rinnovabile, no? È precompetitiva, non inquina, quindi diciamo che è energia, è materia prima. Quindi se io all'impresa do un dato di qualità, l'impresa è assolutamente in condizioni di poterlo trasformare in un servizio. Non è un caso che nelle amministrazioni, nei territori in cui per esempio il dato dei trasporti è reso pubblico, ci sono molte più applicazioni di dove questo non esiste. Quindi significa che le imprese, anche se c'è già qualcuno che lo fa, si mettono in discussione, realizzano dei servizi e questi servizi poi alla fine sono un valore aggiunto per i cittadini. I cittadini hanno un duplice vantaggio dai dati aperti. Da un lato hanno il vantaggio della trasparenza, quindi sono in condizione di capire davvero quello che fa l'amministrazione. Vedete, c'è una cosa per cui io non amo molto il decreto 33. Visto che siamo ripresi, non sto dicendo che lo dobbiamo abrogare, è una conquista importante, però il decreto 33 ha ancora un approccio un po' voyeuristico della trasparenza. Cioè, per me la trasparenza non è sapere la macchina del ministro della salute, o meglio, in questo momento storico in Italia è anche sapere qual è la macchina del ministro della salute, ma questo alla lunga è voyeurismo. Per me trasparenza è quello che abilita scelte di tanti tipi, scelte di tipo democratico, cioè scelgo se votare te o votare Caio sulla base di quello che hai fatto. Mi hai detto che riducevi l'inquinamento, quali sono i dati delle centraline? Non posso votarti sulla base di quanto mi diventano neri i panni dopo che li ho stesi, no? È un dato empiricamente poco utile per valutare quanto è amministrato. Abilitano scelte di vita. Questa è una cosa che mi ha molto colpito del racconto. Nel Regno Unito ormai sono 3 anni e mezzo che pubblicano in open data, cioè come dati aperti, i dati relativi alle performance delle strutture sanitarie. Cosa vuol dire la performance? Sono dati che si raccolgono anche in Italia, cioè per ogni intervento quante persone entrano in ospedale, quanto tempo dura il ricovero e quanti di questi escono con le proprie gambe oppure no. Si chiamano, in Italia si chiamano dati delle SDO, le schede di missione ospedaliere. L'azienda la raccoglie, le dà all'amministrazione regionale, l'amministrazione regionale le prende e le gira al Ministero della Salute, o meglio ad una sua agenzia che si chiama Agenzia. In Inghilterra li hanno pubblicati. Paradossalmente, per un colpo di fortuna evidentemente, hanno scoperto che da quando li hanno pubblicati, su alcuni interventi il livello di performance è aumentato del 25%. Voi immaginate che parliamo di interventi a cardiopatici il cui livello di performance aumenta del 25% in 2 anni e mezzo? Perché? È un problema di corruzione? Ovviamente no, è un problema di efficienza. Io sono convinto di essere il più bravo, ma se guardo solo a me mi convincerò davvero di esserlo. Poi alzo la testa, guardo che lì hanno
una performance migliore. Dove sbaglio? Sbaglio la preparazione all'intervento, sbaglio il post operatorio, sbaglio la tecnologia operatoria utilizzata. Questo mi consente di migliorarmi. Se poi a questo aggiungo che una parte dei finanziamenti che io prendo dallo Stato dipende dal mio livello di performance come struttura, capite bene qual è l'incentivo al migliorare la qualità della performance. E se questo è pubblico per tutti, io sono in condizioni di sapere con un'informazione oggettiva e oggettivabile qual è la struttura. Questo, per intenderci, è un'operazione che a livello giornalistico ha fatto Wire, che 2 anni fa, anche se non sono pubblici, andò a prendere, entrò in possesso dei dati di schede di missione ospedaliera e realizzò un mini sito tematico che troverete online ancora, anche se credo che non sia aggiornato, perché il problema di non avere i dati in formato aperto è che questi non sono aggiornati, che si chiama Dove ti curi. È una piattaforma che si chiama Dove ti curi, voi andavate con il mouse sulla città interessata e potevate verificare per la struttura qual è il livello di performance rispetto alla media nazionale. Quindi attenzione, sulla sanità stiamo parlando non solo del fatto che i cittadini sono in condizioni di vedere quanto è efficiente, perché tu puoi mettere anche come direttore generale dell'ASL un trombato della politica, come diceva oggi con un termine derivato dal francese Roberto Scani, però poi tutti vedono quella scelta che cosa ha prodotto. I giornalisti sono in condizioni di dire che da quando è cambiato il direttore generale la qualità di quell'azienda è aumentata, peggiorata, e quindi se tu puoi scegliere, non c'è dubbio che tu possa scegliere in modo fiduciario quello che ritieni meglio, la legge te lo consente, lo fai, ma sei chiamato a rispondere in trasparenza agli utenti di quello che succede. Allo stesso tempo gli utenti sono in condizioni di evitare di andarsi a fare curare in strutture che probabilmente non sono sicure o non sono affidabili. Questo è il valore dei dati aperti, ed è un valore così forte che addirittura il responsabile della trasparenza del governo inglese lo hanno preso per un orecchio, lui non voleva, e lo hanno sbattuto a fare il responsabile della sanità, perché nessuna delle riforme della sanità degli ultimi 20 anni in Inghilterra, come l'Italia, aveva avuto un livello di miglioramento della performance come quella della trasparenza. Quindi, come dire, il cambio di paradigma degli open data è importante ovviamente a patto che tu sappia verificare questa velocità. Pubblico dati di interesse, dati qualitativamente alti, vuol dire che questi dati sono dei dati importanti, no? Cioè sono dei dati affidabili, che se metto i dati relativi ai decessi in un determinato nosocomio, stiamo parlando comunque di informazioni importanti che devono essere verificate. Quindi dicevamo, chi ci guadagna dall'open data, come dice Ned Flanders, ci guadagnano effettivamente tutti. Beh, insomma, per chi conosce Homer Simpson a questo punto lo abbiamo convinto del fatto che si tratta di una cosa interessante. Insomma, alcune volte l'Homer Simpson può essere il nostro politico di turno, ovviamente come dire, inteso come persona da convincere dell'importanza di un'azione di dati aperti. Quindi diciamo il partito scettico del nostro Homer alla fine come dire, prosegue e diventa quasi entusiasta. Ovviamente quello che però dobbiamo registrare è che esiste quello che io chiamo il data divide, cioè non abbiamo una capillarità, almeno in questo momento, e in Italia non abbiamo una capillarità nella pubblicazione dei dati aperti su tutto il territorio nazionale. Abbiamo una serie di amministrazioni che sono casualmente collocate nel centro-nord, in cui la dottrina dei dati aperti ha fatto maggiore breccia, altre amministrazioni casualmente collocate nel centro-sud in cui questo al momento non è avvenuto. Naturalmente vi rendete conto, e lo dico da meridionale, che casualmente non è casualmente. Io sono al di sopra di ogni sospetto nel dirlo, per tanti motivi. Qui dentro c'è una lentezza nel rispondere agli stimoli che arrivano dall'esterno, forse una maggior resistenza alla penetrazione della trasparenza, forse, e questo diventa un problema, tant'è che anche il nostro Homer reagisce con il suo questo sempre faccio un po' di didascalia perché non è detto che tutti abbiano guardato una puntata dei Simpson, col suo do
un'espressione di disappunto, no? Beh, certo che è un'espressione di disappunto, perché dire che esiste un data divide significa, da un punto di vista etico, è antipatico, no? Ma è importante da un punto di vista pratico, perché da un punto di vista pratico significa due cose. Da un lato discriminazione delle persone, perché le amministrazioni non sono tra di loro in regime di concorrenza. Se io sono cittadino perché ho il mio immobile in agro del comune di Cortina, a me non interessa che il comune di Milano abbia pubblicato e informato per tutte le informazioni relative alle pratiche edilizie. Io sono cittadino del comune di Cortina, diverso dall'ospedale, posso scegliere se farmi andare, dire che devo vendere casa a Cortina e comprare casa a Milano, capite bene che insomma potrebbe non venirmi ugualmente bene. Quindi crea una discriminazione, crea cittadini di serie A di serie B. Questo non funziona. Secondo, questo è un dato che vale a livello nazionale, vale a livello internazionale. L'anno scorso io ho partecipato per 2 anni consecutivi ad un rapporto della Web Foundation, che è la fondazione di Tim Berners-Lee, il signore che avete visto in foto prima, e abbiamo misurato per 2 anni consecutivi. Io sono stato il lead researcher per l'Italia, sono stato il capo ricercatore dell'Italia per monitorare l'impatto del web e quindi anche l'impatto degli open data nel nostro paese. La ricerca fa il monitoraggio in 86 paesi del mondo, quindi abbiamo un'overview abbastanza completa. Quello che abbiamo capito, ma insomma, mi sembrava semplice, però abbiamo delle evidenze scientifiche per poterlo affermare, è che mettere la rete, mettere internet non significa automaticamente ridurre le diseguaglianze, anzi quello che emerge dalla ricerca è che la rete, se non è accompagnata da un'azione A di alfabetizzazione, B di estensione dei diritti, C di salvaguardia della privacy, di fatto aumenta le diseguaglianze. Quindi, superata la fase ottimistica per cui la rete risolverà da sola tutti i mali, la rete non è la panacea. La rete e le tecnologie sono importanti, ma se queste tecnologie non sono accompagnate da una diffusione di diritti, una diffusione di cultura, questo aumenta le diseguaglianze. Io questo perché lo dico? Perché dire che esiste un data divide significa dire che ci sono alcuni giornalisti che lavorano nelle testate locali e sono in condizioni di fare delle inchieste sull'open data, utilizzando l'open data senza chiedere nulla a nessuno, invece un omologo, un collega che vuole fare lo stesso tipo di inchiesta in un'altra area non lo può fare, e quindi c'è una discriminazione. E se vogliamo, quindi, quando parliamo di questo tipo di discriminazione, parliamo di una restrizione della libertà di informazione, intesa tanto come libertà di informare, tanto come libertà di essere informati, no? Sapete, l'articolo 21 della Costituzione ha questa doppia sfaccettatura, no? Libertà di informazione, libertà di informare, ma anche di essere informati, e quindi di informarsi. L'altro pezzo importante è la discriminazione delle imprese. Cioè oggi, nell'epoca della società dell'informazione, essere un'amministrazione e un territorio che non ha dati aperti è come essere un territorio che non ha strade, che non ha ferrovie, che non ha aeroporti. I dati sono infrastruttura, e senza infrastruttura le imprese non arrivano e non investono. Le imprese della conoscenza, voglio dire, se faccio 2 esempi, Google e Facebook, stiamo parlando di 2 imprese che qualcosa di fisico non lo hanno prodotto e che vivono grazie al dato, ai dati, all'informazione, addirittura nemmeno loro, degli utenti, e di quello che gli utenti fanno. Quindi del valore dell'informazione non c'è bisogno che io vi parli, non c'è bisogno che io vi temi. Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un'amministrazione che pubblica i dati del traffico, i dati dei trasporti, consento a 7 sviluppatori, 7 società diverse, di poter sviluppare e quindi di rimanere, di investire qui e non di andare da un'altra parte ad investire. Quindi diventa anche strumentale lo sviluppo del territorio. Invece di dare finanziamento a pioggia, io sono in condizione di investire su questo. Ve ne dico una su questo. Sapete cos'è la libertà di panorama? La libertà di panorama è la libertà di scattare fotografie all'aperto che ritraggono anche monumenti e opere d'arte
e di poterle pubblicare anche per finalità commerciali. L'Italia è uno dei pochi paesi, Italia e la Grecia e la Francia, sono 3 dei paesi dell'Unione Europea che non hanno libertà di panorama. Cosa vuol dire? Vuol dire che, almeno teoricamente, in Italia non possiamo scattare una fotografia con un panorama di sfondo, con un monumento, e pubblicarla su Facebook. Perché? Perché la pubblicazione su Facebook è un utilizzo commerciale, ovviamente non da parte vostra, ma da parte di Facebook, che utilizza quel dato, quell'informazione anche per finalità commerciali. Dire questo è, secondo me, poco interessante, poco intelligente anche in relazione allo sviluppo del turismo. Se le amministrazioni pubblicassero l'enorme patrimonio fotografico che hanno, il bed and breakfast, guardate, una delle motivazioni, ieri ero a pranzo con uno dei più importanti esperti in Italia del settore turismo, che mi diceva: sapete perché pubblicano l'albergo X, fa la prenotazione all'albergo Y? No, perché l'albergo scusate, ha il sito responsive da cellulare e l'albergo X non ce l'ha. Cioè oggi tu puoi essere l'albergo a 200 metri dal Colosseo, ma se non sei presente in rete in modo professionale, affidabile e accattivante, le tue camere le venderai meno facilmente, ma per carità 200 metri nel momento di tutto esaurito e con i pellegrini del Giubileo probabilmente le vendi lo stesso, però in modo molto efficiente. Vi faccio questo esempio: esiste un parco nazionale al confine tra 2 regioni. Una regione, tutte le regioni hanno fatto, almeno quelle che io conosco, delle convenzioni col Club Alpino Italiano che ha fatto la mappatura di tutti i sentieri di montagna, no? Una di queste regioni ha preso questi dati e l'ha caricato su OpenStreetMap. OpenStreetMap è quella piattaforma di mappe open source. Questo ovviamente consente a chiunque di poter andare e di poter vedere quali sono i sentieri di quella zona. Di che cosa si sono resi conto gli albergatori della località dell'altra regione limitrofa, no? Che confina, sempre dello stesso parco, e che nella stagione dei funghi gli alberghi di una regione erano tutti pieni, quella con i sentieri, quella dell'altra no, eppure erano praticamente attaccati a poche centinaia di metri gli uni dagli altri. L'informazione, il dato, il turista prima di prenotare andava a vedere di dove posso scaricare sul mio smartphone le mappe dei sentieri di montagna, di questa località prenoterò in questa località, dell'altra no. Sono stati gli albergatori a chiedere alla regione che non li aveva pubblicati di pubblicare le informazioni relative ai sentieri in formato aperto per evitare di perdere concorrenza. Quindi attenzione, il data divide è importante da un punto di vista di discriminazione in termini di cittadinanza e da un punto di vista di sviluppo economico. Ovviamente a un certo punto arriva sempre qualcuno che dice che tutto questo non serve. C'è qualcuno che li chiama i gufi, ma confesso che non è la mia metrica e non è il mio linguaggio, no? Però insomma il saputello, il contraltare arriva sempre, e nella fattispecie alla faccia e la felpa di Bart Simpson. Bart Simpson è il figlio discolo, il primogenito della famiglia Simpson. Dice: ma forse alla fine tutti questi open data davvero non ci servono. E arriva lo scienziato di Springfield che dice: ragazzi, non dire eresie, con gli open data noi possiamo guadagnarci molto, quindi gli open data servono, con gli open data possiamo guadagnare. Da quale punto di vista possiamo guadagnare? A, possiamo guadagnarci in termini di maggiore trasparenza. Attenzione, open data non è sinonimo di trasparenza, quindi evitiamo di fare questo errore. Gli open data possono essere utilizzati, abbiamo capito adesso, la trasparenza è qualcosa di molto più grande, abbiamo trasparenza reattiva, abbiamo il 33 e abbiamo gli open data. Quindi open data è un pezzo di trasparenza, è un pezzo importante di trasparenza. Attenzione però, perché è un pezzo di trasparenza? Questo è il sindaco Quimby, Major Quimby, che insomma è noto per essere un sindaco chiacchierato nella città di Springfield. Questo sempre lo dico a vantaggio di chi non segue la serie. E beh, come dimostrano anche le fotosegnaletiche, uno che qualche precedente, qualche suo piccolo incidente con la giustizia evidentemente lo deve aver avuto.
dire, noto per essere sul libro paga di Tony Ciccione, che insomma, sempre per chi non lo sa, il boss della locale malavita, replicando ogni peggior stereotipo della mafia latinoamericana, ovviamente. Dicevo, gli open data possono essere utilizzati per la lotta alla corruzione, possono essere utilizzati per avere maggior fiducia da parte dei cittadini, quindi per abilitare un determinato controllo uscito. Io su questo vorrei dirvi un po' di cose, però, nel senso che nel corso di questi anni ho lavorato a qualche progettino in materia di trasparenza della spesa e vi dico che cosa ho imparato in particolar modo nel corso degli ultimi 12 mesi. Tra l'altro per questo mi fa piacere parlarne, perché il mio è un po' un bilancio del mio anno su Open Data, è l'ultima occasione pubblica di qui a settembre in cui parlo di Open Data, quindi per me è un piccolo bilancio. E in quest'anno ho lavorato a 2 progetti molto importanti. Uno si chiama Open Expo, openexpo2015.it, chissà di che cosa si parlerà, e il secondo esperimento si chiama soldipubblici.gov.it. Allora, ve li spiego per gradi. Allora, openexpo2015.it è il progetto fortemente voluto dal governo di trasparenza dei dati di Expo, dei dati dei contratti di Expo, dopo però che c'erano state, questo ci tengo a dirlo, noi andiamo come task force gratuita, tra l'altro, ci tengo a dire anche questo, andiamo come task force gratuita con un'associazione della società civile che si chiama Wikitalia, andiamo a fare questa operazione, la società mette il dato e noi ci preoccupiamo di validarlo e pubblicarlo in formato aperto. Qui ci sono 2 aspetti, 2 profili che io ho portato a casa da questa esperienza. Il primo profilo è che quando dobbiamo fare le operazioni di open data, non so se avete visto il film Ocean's Eleven, no? Ci sono George Clooney e Brad Pitt, io non ho il fisico né dell'uno né dell'altro, però l'idea è questa: arrivare al forziere con un piano organizzato, evitando tutti gli ostacoli, aprire il forziere e prendere quello che c'è dentro, no? Questo noi immaginiamo è un'azione di open data. In questo momento non è così. In questo momento noi arriviamo al forziere e ci rendiamo conto che il forziere è vuoto. Perché è vuoto? Perché non esiste nelle pubbliche amministrazioni italiane la cultura del dato. Le amministrazioni italiane non sono informatizzate, non hanno, tranne alcune eccezioni, degli archivi, ma perché le norme non glielo consentono. Cioè le norme sui contratti mi obbligano a tenere una contabilità di carta. Ma qual è il problema della contabilità di carta? Il problema della contabilità di carta è che la prima cosa che non mi consentono di fare è di fare delle scelte. Cioè, se io fossi il boss di un'amministrazione che fa appalti, la contabilità di carta, finché la chiudono, finché ne fanno le copie, finché me la mandano, io ho una distanza dal cantiere di almeno 3 settimane per quello che succede. Noi abbiamo fatto una cosa interessante, openexpo2015.it, ci sono dei cruscotti dei lavori, cioè grazie agli open data c'è un primo elemento di visualizzazione che consente a tutti, anche a quelli di Expo, di sapere quasi in tempo reale, una settimana di ritardo, qual è il livello di realizzazione dell'opera. La seconda cosa che ho capito è che le persone, tranne alcuni, dice, ti scarico tutti i contratti in formato CSV o in formato XML. Quanti di voi sanno mettere mano a CSV? Io un pochino, un XML, magari qualcuno di voi, non tutti probabilmente. Allora immaginate i cittadini. Secondo un rapporto Politecnico di Milano di febbraio 2015, i cittadini pensano che gli open data siano una gran cosa, peccato che non li capiscono. Dice sì, belli, ma noi non li capiamo. Allora capite bene che per fare questo sforzo in termini di trasparenza, se poi nessuno riusa questi dati non ci serve. Una delle cose che ho capito è che se nessuno riutilizza il dato non serve.
cioè l'open data deve avere un impatto e gli impatti possibili sono tre. Il primo impatto è una maggiore efficienza, cioè io sapendo che questa informazione viene pubblicata mi comporterò un po' diversamente. Accade. Anche quelli bravi, io lo chiamo l'effetto del bambino che sa di essere guardato dal papà alla partita. Se sa che c'è il papà si impegna un po' di più, ci tiene un po' di più a fare gol. E la stessa cosa funziona con le amministrazioni, se sanno di avere l'occhio del tifoso o l'occhio del contestatore o l'occhio dell'opposizione addosso, o l'occhio del giornalista addosso, probabilmente saranno più consapevoli nel fare determinate operazioni. Il secondo, la seconda cosa che ho imparato è che i cittadini capiscono. E come capiscono i cittadini? I cittadini capiscono se noi abbiniamo alla pubblicazione in formato grezzo anche delle visualizzazioni del dato. Anche questo lo farete voi con il vostro lavoro, il lavoro del journalist molto spesso è un lavoro che consente di mettere su mappa, di fare delle infografiche, ed è un'esperienza che è stata fatta con soldipubblici.gov.it. Soldipubblici.gov.it secondo me è una grandissima esperienza. Ci sono pubblicati in tempo reale, cioè aggiornati settimanalmente, ma davvero in tempo reale, i dati della spesa di tutte le amministrazioni regionali e locali, a breve anche quelli dei ministeri. Con una visualizzazione, quindi innanzitutto io ho possibilità di fare una ricerca che sia siringhe, consulenze, non per ogni amministrazione poi si sceglie le sue sigle, no? Io ho un'amministrazione che noleggia i tram e un'altra che li compra. Allora se io vado, magari se vado a leggere un bilancio, apparentemente se non sono un addetto ai lavori potrebbe sembrarmi che l'amministrazione sta spendendo tanto, l'amministrazione sta spendendo pochissimo, no? Quindi Soldi Pubblici è stato costruito in modo tale che ci dia la possibilità di fare delle ricerche con linguaggio umano, quindi anche da parte di chi non ha competenze, e di ottenere anche dei raffronti rispetto alla stessa media amministrativa. Il risultato qual è? Il risultato è che in 6 mesi Soldi Pubblici ha fatto oltre 10 milioni di query, diventando, stiamo parlando di un solo dataset, cioè un solo file. Un solo file, grazie alla possibilità di poterci fare delle ricerche, è diventato il dataset più usato di tutta la storia italiana, no? In soli 6 mesi. 10 milioni di query, 10 milioni di ricerche. Perché do delle informazioni a cui le persone sono interessate e Soldi Pubblici sono state fatte in inchieste giornalistiche, ne hanno parlato Stella e Rizzo, la Sera, per me anche quello è un utilizzo, no? Se ciascuno di voi fa un articolo prendendo delle informazioni, quello è un utilizzo, anzi paradossalmente io potrei avere un click su quel dato, ma se quel click è un articolo o un servizio che va a 3 milioni di italiani, io ho fatto un utilizzo potenzialmente molto importante, molto interessante, no? Si chiamano infomediati, non è detto che tutti i cittadini accedano all'informazione, anzi probabilmente qualcuno avrà anche cercato escort nel modo, cioè non mi meraviglia se poi c'è il classico, come dire, populismo, antipolitica, cioè non mi meraviglia se qualcuno davvero credeva che fossero pagate con quel tipo di fonti e quindi ne abbia fatto la ricerca, però l'importante è che gli operatori qualificati come voi sappiano cosa fare. Questo aiuta a combattere la corruzione e a dare maggiore fiducia ai cittadini. Su questo discorso della lotta alla corruzione ci torneremo, perché in ambito G20 esiste un working group anti-corruption, cioè un gruppo di lavoro sull'anticorruzione composto dai rappresentanti di tutti i paesi G20. Il G20 working group sull'anticorruzione sta pensando ad una strategia internazionale di lotta alla corruzione transnazionale basata sui dati aperti, quindi definendo degli standard di lotta alla corruzione, perché come sapete i capitali si spostano da paesi agli altri. Ahimè noi abbiamo questo record, secondo Transparency International le imprese italiane sono in cima alla classifica di quelle che esportano il modello corruzione all'estero, cioè evidentemente funziona talmente bene a casa che in valigia, quando fanno la valigia dentifricio, mazzetta, pigiama. Fuori di battuta, questo è un elemento negativo perché ormai i nostri investimenti, ammesso che ce li abbiamo, sono visti con sfavore nei paesi in cui andiamo ad investire, perché veniamo visti come coloro che contaminano
questo me lo dicevano in Brasile, dove in Brasile gli investimenti cinesi e gli investimenti italiani non sono visti di buon occhio, tant'è che una serie di stati brasiliani richiedono le indagini con l'Interpol, che chiama la banca per sapere quali sono i soggetti con cui intrattiene. Ma se sei italiano, perché se sei di un altro paese no, perché si fidano. Questo, come dire, è indicativo del fatto che far circolare una serie di dati e di informazioni può essere utile e può essere importante. Un altro progetto molto importante che ci fa capire che i dati sono importanti solo se qualcuno li usa è Open Coesione. Open Coesione è un progetto italiano che tutto il mondo ci invidia, e questo lo dico davvero. Open Coesione è il progetto di trasparenza dei dati dei progetti finanziati con i fondi di coesione. Opencoesione.com.it poi ha vinto il 4º premio, quindi il 4º progetto al mondo di Open Government, quindi di assoluta eccellenza, abbiamo dei casi incredibili. Open Coesione è diventato un progetto di successo perché esiste un monitoraggio dei dati, cioè tu mi hai detto che con i fondi di coesione è stato finanziato questa iniziativa, perfetto, l'aeroporto della città X, un gruppo di cittadini si mette su una macchina, va lì e verifica che davvero ci sia l'opera, l'intervento che è stato realizzato, lo mappa, lo mette su una mappa e ci scrive un rapporto di monitoraggio, cioè io sono in condizioni, grazie alla trasparenza, di poter chiedere ai cittadini di essere i miei monitori, i miei controllori civici, i miei controllori diffusi. E questo ovviamente ancora una volta serve a due obiettivi: da un lato a verificare che tutti si siano comportati correttamente, dall'altro consentendomi la possibilità di toccare con mano e di verificare, determina un rapporto di fiducia. Stellerizzo ha scritto un libro con i dati di Open Coesione, sempre per ritornare al tema, no? Quindi è sempre per ritornare all'importanza di utilizzare questi dati per l'attività giornalistica. Quando i dati ci sono aggiornati, sono di qualità elevata, tutti le imprese, ma anche i professionisti come voi, possono utilizzarli per costruirci dei prodotti utili e innovativi. Quindi il primo obiettivo che portiamo a casa è una maggiore trasparenza. Maggiore trasparenza, quindi possibilità di fare scelte, possibilità di combattere la corruzione, possibilità di ripristinare il rapporto di fiducia. Tanto diciamoci la verità, oggi il rapporto di fiducia lo costruisco solo se faccio vedere, vi faccio toccare dei dati. Nessuno si fiderà perché io dico fidatevi di me. Le persone sfiducia nei confronti della politica è elevatissima. Anche quando si parla di partecipazione, vi faccio un esempio. Io immagino che ormai anche voi, visto che lavorate sul territorio, immagino che anche voi sentirete spesso questa parola, la partecipazione, perché la partecipazione di qua, la partecipazione di là, la partecipazione di su, la partecipazione di giù. Tutti sono per la partecipazione. Si fa un uso e un abuso dello strumento delle consultazioni pubbliche incredibile. Io sono stato molto critico anche nei confronti del referendum greco, per esempio. Dice che c'è il referendum greco. Allora, il documento alla base del referendum greco era un documento in inglese pubblicato su un sito web, perché non c'era nel quesito, non lo trovavano sui quesiti elettorali né nelle cabine. Ebbene, la cosa divertente è che in Grecia il 40% della popolazione non ha mai navigato. Quindi se io di fatto dico che ti chiamo a parlare di una cosa che tu non hai letto, è democrazia. Faccio un esempio: il governo Monti nel 2012 fece una consultazione pubblica sulla spending review.
e disse: vi ricordate, mise un form sul suo sito internet e il forum diceva chi di voi vuole suggerire dove tagliare ce lo scriva. Non so se dalle vostre parti esiste, dalle mie sì, un gioco che si chiama La Pentolaccia. Prendono un bambino, gli danno un'asta e deve prendere una pentola in cui ci sono delle caramelle. Se rompe la pentolaccia si prende tutte le caramelle. Ecco, una consultazione pubblica senza trasparenza dei dati sottesi è come il gioco della pentolaccia. Cioè io non ho nessuna possibilità di prendere davvero, di dare un contributo utile. Tant'è che lo stesso governo Monti, sono dati ufficiali che pubblicò uno dei responsabili di ricerca, aprì solo l'80% delle segnalazioni che arrivarono, il 20% non l'ha aperto mai nessuno. E sapete perché? Perché era tutto uno, siete dei ladri, dovete dimettervi, cioè il procedimento di consultazione diventa uno sfogatoio. Io invece ho possibilità di fare in modo che la consultazione diventi costruttiva solo se, ma questo come dire, può diventare un compito in cui i giornalisti incalzano i politici. Hai deciso di fare una consultazione, i dati relativi all'oggetto della consultazione sono pubblici, sono consultabili da tutti. Mettiamo che siamo in un'area digital divide come la Grecia, non mi basta che il 40%, cioè che il 60% possa andare sul sito internet, tu mi devi rendere disponibile una copia di quel documento in greco in ogni seggio elettorale, cioè devo essere in condizioni di poter davvero, perché trasparenza non vuol dire trasparenza online, anche l'Italia ha dei dati di digital divide simili a quelli della Grecia, cioè anche noi abbiamo quasi il 40% dei cittadini che non sono mai andati online, quindi fare una trasparenza solo telematica di fatto significa non esserci, anzi non mi meraviglia che grazie a voi che alcune informazioni pubblicate su internet possano diventare conoscibili, cioè diventate voi i mediatori della trasparenza. Se il lavoro del giornalista è fatto bene, quella trasparenza telematica del 33 di cui ha parlato stamattina Roberto Scano arriva ai cittadini non tanto perché loro andranno in amministrazione trasparente, ma perché leggeranno delle inchieste, perché faranno dei confronti, perché sentiranno un servizio televisivo. Miglioramento delle politiche. Questo è, alzerei il volume. Non si saprà mai come usarlo. Non ho bisogno della monorotaia di spirito. Il mio nome è Lyle Rally e stasera sono qui dinanzi a voi brava gente con un'idea, forse la più grande. Non fa per voi. È più un'idea Shelbyville. Aspetti un momento, noi siamo 2 volte più intelligenti dei cittadini di Shelbyville. Esponda la sua idea e noi la voteremo. D'accordo, ma posso fare di più per voi. Ve la mostro la mia idea. Ecco a voi la monorotaia di Springfield. Ho venduto una monorotaia troppo e Orderville e Nordi per purché per 10. Ora queste sono persino sulla cartina. Non c'è nulla al mondo come una genuina, autentica, elettrificata monorotaia 6 carrozze. Cosa ho detto? Monorotaia. Come l'ho chiamata? Proprio così, monorotaia. Monorotaia. Ho sentito che fa un rumore infernale. Corre veloce, fenomenale. E se lo dai dove siete chiuso? Neanche per sogno, caro amico, in 2 per quanto riguarda noi papocchi. Mi sarà dato un lavoro coi fiocchi. Ha comandato un fin da diavolo. Ma che dice, signore Concaso? Ho tutto l'anello della scatoletta. Prenda questa e farla in fretta per Springfield, grande l'occasione. Sulle braccia, intonate la canzone. Come si chiama? Monorotaia. Avete ancora rotto il cornino? Siete espresso! Allora, quelli che mi chiedono cosa ci trovo nei Simpson, io credo che questo video, applicato ad una qualsiasi delle grandi opere pubbliche di questo paese, difficilmente potremmo ritenerlo fuori tema, no? Nel senso, la gran parte delle scelte vengono prese oggi da soggetti che non hanno il pieno controllo delle informazioni, che non hanno accesso a tutte le informazioni. E quindi open data significa innanzitutto che l'amministrazione raccoglie queste informazioni e prima di renderle pubbliche quindi significa che ce le ha, quindi che sono disponibili e sono consultabili da chi deve decidere. In secondo luogo
mettere le informazioni, rendere le informazioni pubbliche, come vi dicevo, abilita dei meccanismi di partecipazione. E partecipazione vuol dire che, visto che siamo in democrazia e nessuno ha il monopolio delle buone idee, siamo in condizioni di chiedere ai cittadini di migliorare la qualità del processo decisionale. Facciamo degli esempi. Esempi di bilancio partecipato, per esempio. In Italia esiste un caso, una good news di report. Il comune di Capannori, provincia di Lucca, è stato uno dei primi comuni a fare non solo la pubblicazione dei dati, hanno fatto una cosa molto più intelligente. Hanno fatto una scuola di bilancio, hanno preso una serie di utenti, di cittadini, e gli hanno insegnato cos'è un bilancio. Ma perché altrimenti dice: volete le rette degli asili o le buche nelle strade, no? Diventa una guerra tra guelfi e ghibellini. Allora, prima ti dico A, cos'è un bilancio, B, come si legge un bilancio, C, come si scrive un bilancio, dopodiché facciamo un laboratorio per scriverlo insieme. La cosa divertente qual è stata? Sono due le risultanze. La prima è che dal punto di vista della finanza, casualmente, Capannori è uno dei comuni più virtuosi. Incredibile, incredibile. Quando chiedo aiuto ai cittadini, crowdsourcing, no? Cioè la saggezza della folla che mi aiuta a fare delle scelte migliori. E queste scelte migliori alla fine mi hanno portato, ovviamente devono essere delle scelte informate, ricordate sempre che il nostro costituente non ha messo i referendum sulle leggi fiscali, perché se io dico vuoi pagare le tasse, no, noi paghiamo le tasse, e qui andiamo a carte 48, che insomma la Grecia in confronto diventa un paese virtuoso. Quindi diciamo che è ovvio che io ho bisogno che i processi di partecipazione siano processi in cui educo alla partecipazione, no? Quindi ti fornisco gli strumenti culturali per partecipare, poi facciamo un patto di partecipazione. E questa è l'importanza del patto della partecipazione, cioè io mi impegno a tenere conto di quello che tu mi dici. Questo è molto importante. Nel comune di Capannori, quando hanno rifatto l'esperienza per la seconda volta, hanno avuto molta più facilità a trovare le persone che volessero partecipare. All'inizio non dico che non volevano i cittadini, però c'è la sfiducia, chissà se davvero farai quello che mi dici, chissà se mi terrai in conto. Questo invece ci insegna che la buona partecipazione stimola ulteriormente la partecipazione. Per dirvi chi è che fa il bilancio partecipato, nel Congo, dove, perché molti dicono in Italia siamo il paese del benaltrismo, per cui vabbè, ma non abbiamo tutte le connessioni, non possiamo fare politiche di bilancio partecipato. In Congo, dove non esiste la rete, tutte le tribù non arriva, cosa fanno? Prendono i capi tribù, li formano nella capitale, dopodiché li rimandano nella tribù con un generatore di corrente e 30 telefoni di quelli Nokia 3310, cioè quelli che mandano solo l'SMS a 10 euro. Dopodiché gli danno delle copie del bilancio di carta con del materiale informativo. Il capotribù spiega a tutti i suoi concittadini che cosa comporta, quali sono le scelte, e all'ora convenuta ognuno ha un cellulare e deve scrivere, deve premere un tastino per dare la sua scelta, cioè i meccanismi per consentire a tutti di partecipare noi li troviamo e li adattiamo al contesto, cioè esistono, dobbiamo semplicemente adattare al contesto. Terzo motivo per cui fare open data è importante è relativo alla qualità della vita, è relativo al miglioramento della qualità della vita. Avere dati aperti, questo è il famoso Tony Ciccione di cui parlavamo qualche slide dietro, diciamo che c'ha proprio il fisico. Grazie alle open data è possibile avere città più sicure, e io qui racconto sempre una cosa che mi è davvero accaduta. Io 3 anni fa ero in una città del mezzogiorno d'Italia, non faccio nome. Stavo andando a fare una lezione in università. A un certo punto mi ferma Tizio che mi intima con la pistola in mano di consegnargli la mia autovettura. L'autovettura. Io comincio a resistere, lui mi punta il ferro, come si chiama in gergo, alle spalle e mi dice che ho 30 secondi di vita se non ti do l'autovettura. Io non gliel'ho data perché sono logorroico, voi lo scoprite oggi, Carlo che mi conosce da un po' di tempo lo sa.
e quindi la lingua dell'avvocato è stata più forte della pistola del rapinatore, e io l'ho mandato via, no? Dopodiché sono andato a fare la mia lezione. Finita la lezione sono andato in questura a sporgere denuncia per tentata. Questi sono segreti professionali. No, anche perché, no, più che altro perché, poi dopo glielo dico, ma vorrei evitare l'effetto emulazione, no? Questa è come la pubblicità che vi dice pilota professionista, non provate a casa, perché insomma potrebbe essere un po' rischioso. Quando io sono andato in questura a fare denuncia, la gentilissima poliziotta e l'avvocato hanno avuto molto coraggio. Ieri, proprio in quello stesso punto, un altro ha avuto l'ardire di resistere e non è più a raccontarlo. Quindi se lei mi chiede se io lo rifarei adesso, sa che mi ci dovrei trovare, ma forse a freddo le direi di no. A freddo le direi di no. Che cosa succede? Questa è un'applicazione disponibile negli Stati Uniti, dove alcune municipalità hanno reso disponibile il dato della criminalità. Ma il dato della criminalità non è quanti scimpi ci sono stati a Cortina, quanti furti ci sono stati a Cortina, ma dove? Geolocalizzati. Questo consente a qualcuno di realizzare un'applicazione che mi dica che in questo posto ci sono stati 0 omicidi, 13 furti, 21 rapine e 4 furti d'auto. Io lì la macchina non l'avrei parcheggiata se avessi avuto questo dato, che è quello che mi dava la poliziotta, cioè di posto in cui succedono. Se mia figlia deve uscire con le amiche il sabato sera, prima verifichiamo il percorso che devono fare a piedi per ritornare a casa, se è sicuro che un'applicazione del genere. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io consento all'amministrazione di tenere sotto controllo un problema. B, consento a qualcuno di sviluppare delle applicazioni, quindi creo un business. C, consento al cittadino di avere un servizio in più, perché questo è un servizio che nessuno mi dà, nessuna amministrazione mi dà, ma sicuramente un servizio molto importante per gli utenti. Io credo che ciascuno di noi pagherebbe per poter viaggiare con un'applicazione di questo tipo, anche qualche euro. L'ho proposta ad un sindaco di una città d'Italia. Il sindaco mi ha risposto: avvocato Belisario, è vero, però noi in questo modo facciamo passare il valore degli immobili nelle zone con elevata criminalità. Io ho detto: certo sindaco, tutto un discorso di priorità, basta chiarire ai cittadini che la priorità è aiutare magari imprenditori che hanno finanziato la campagna elettorale invece che salvare la vita dell'avvocato Belisario, che per carità è legittimo, che è anche un po' antipatico l'avvocato Belisario, però è tutto un discorso di priorità. Se le priorità sono chiare, per me non c'è problema, no? Nel senso che è ovvio che questo tipo di scelta di comportamento, insomma, i dati non sono ancora pubblici di quell'amministrazione, ma non sono pubblici di nessuna municipalità d'Italia, eppure sono dei dati che vengono raccolti e sono in uno di quei cassetti che ci dicevamo. Io immagino che potrebbero essere utili tanti incroci. Come sapete, a Springfield, oltre a esserci, come dire, il sindaco un po' corrotto, il commissario Winchester, che insomma non è propriamente efficace ed efficiente soprattutto negli inseguimenti vista la sua stazza, poi c'è anche questa centrale nucleare a Springfield, no? La centrale nucleare del signor Montgomery Barnes, no? E questi sono delle specie animali che come dire, vivono nel corso d'acqua dove vengono scaricati i materiali della centrale. Beh, gli open data possono avere sicuramente un grandissimo impatto anche per l'ambiente. Io sono in condizioni di capire sia quali sono le aree maggiormente inquinate e quindi verificare se comprare una casa lì o no. Sono dati che, attenzione, utilizzano le persone, ma utilizzano ad esempio le agenzie immobiliari per fare capire perché a metro quadro il prezzo in una zona è più alto rispetto ad un'altra zona. Quindi del dato, come vedete, possiamo fare degli usi differenti. Un uso personale mi abilita la scelta di capire dove far crescere mio figlio, ma anche un uso imprenditoriale, utilizzo come informazione da dare al mio commerciale, perché poi posso utilizzarla dal punto di vista giornalistico. Caro sindaco, cara giunta regionale, ci avevi detto che avresti risolto il problema in quest'area, i valori ci dimostrano che anzi i dati ci dimostrano
dimostrano che i valori da un anno a questa parte sono tutt'altro che ridotti. Poi abbiamo il quarto vantaggio, e il quarto vantaggio è un vantaggio in termini di crescita economica. Ovviamente questa è la centrale nucleare di qui sopra, e quindi business molto molto tradizionale, molto molto pesante, ad esaurimento probabilmente. Invece noi abbiamo la possibilità, grazie ai dati aperti, di poter dare impulso a quella che è l'economia dei dati. E io vi faccio questo esempio perché per me è molto significativo. Esiste questa società che si chiama Brightscope. Voi sapete che negli Stati Uniti non esiste il nostro sistema pensionistico, esistono i piani di previdenza. I piani di previdenza, che ognuno si fa i propri, soltanto che c'è un po' una giungla, no? Nel senso, io quando vengono i promotori finanziari non è che capisca un H di quello che mi dicono, e infatti non riesco ad affidarmi a loro, non capendone nulla. Quindi non capirei nulla dei piani di previdenza. Invece in Italia c'è una cosa di cui sono consapevole, che io come avvocato la pensione non la vedrò mai, quindi il dato per me è certo. Quindi. Il governo pubblica i dati dei rendimenti dei piani previdenza. Questo gruppo di ragazzi realizza un servizio che a $60, $30 vi consente, rispondendo a un questionario, qual è il reddito che hai un posto di lavoro a tempo determinato o meno, sei un freelance, hai una casa di proprietà, vuoi cambiare la macchina nei prossimi 2 anni, vuoi fare un figlio, vuoi cambiare casa, ti vuoi trasferire, a che età vuoi smettere di lavorare, ti tira fuori il piano di previdenza più adatto alle tue esigenze. In 2 anni fanno 60 partendo da zero, 60 dipendenti e oltre $10 milioni di fatturato. L'informazione era lì per tutti, loro hanno trovato il modo più intelligente e più utile e commercialmente più vendibile per riutilizzarlo, e quindi sono diventati uno dei casi di maggior successo nell'utilizzo, soprattutto perché hanno scalato molto in fretta, insomma. $10 milioni di fatturato per una startup dopo il secondo anno significa davvero vero successo. Provo a andare verso la conclusione perché mi piacerebbe che in chiusura riuscissimo a riservarci una decina di minuti di chiacchiere, intese come dibattito, domande, spunti, confronto. Dicevo, c'è bisogno del contributo di tutti. Ho scritto in questa slide che ritrae molti dei protagonisti, e qui giustamente arriva il principal Skinner, il direttore Skinner, il direttore della scuola elementare di Springfield, che dice c'è bisogno di una nuova cultura. Lui sì, sensibile alla cultura, certo, c'è bisogno di cultura, c'è bisogno di quella che si chiama data literacy, cioè alfabetizzazione di cultura del dato. Al momento in Italia manca un po' ovunque. Le amministrazioni, io sono entrato in amministrazioni che dicono dati? No, ma noi non trattiamo dati, noi facciamo provvedimenti, cioè non sono in grado di comprendere che dentro un documento ci sono tanti dati, dentro una cartina ci sono tanti dati, una fotografia è un dato, un'informazione, quindi deve cambiare la cultura, da cultura dell'atto, da cultura del procedimento a cultura del dato, cultura dell'informazione. Ma anche i cittadini non hanno cultura del dato. Quanti cittadini effettivamente sanno leggere, sanno guardare un dato e lo fanno? Attenzione, dire che ci vuole un cambio di cultura del cittadino, io questo lo dico sempre, Carlo lo sa perché lo scrivo, io dico sempre che il cittadino è un rompiscatole, cioè la differenza tra il suddito e il cittadino è che il suddito non fa fatica, perché il suddito bofonchia, cioè il suddito dice siete tutti uguali. Il cittadino invece è quello che magari una sera non va a giocare a calcetto perché va sul sito dell'ente, prova a scaricarsi un dato, va su un forum a vedere cosa dicono gli esperti di quel dato o quell'informazione, si confronta con degli altri amici per cercare di capire. Non c'è dubbio che il lavoro del cittadino è un lavoro di maggior sforzo, quindi dire che io ho bisogno di data literacy significa che io devo portare il cittadino ad alfabetizzarsi, cioè devo educare il cittadino a fare il cittadino, che non è una cosa semplice in un paese che dal 92 ha abolito l'educazione civica come valore obbligatorio, perché
questo è un tema, quando tutti dicono che l'Italia è un paese in coda alla corruzione, se pensiamo davvero di dare la risposta manettara di inasprire le pene, non abbiamo capito nulla. Sì, inaspriamo pure le pene, va bene, ci sto, facciamo. Ma in un paese in cui soltanto il 24% dei cittadini ha fiducia nel sistema giudiziario, siamo agli ultimi paesi dell'Ocse, la media Ocse credo sia del 59%, cittadini dei paesi Ocse che hanno fiducia nella magistratura, nel sistema giudiziario, in Italia il 24%. Dire che noi mettiamo la risposta alla corruzione nell'aumento delle pene significa che andiamo a soddisfare solo il 24% degli utenti, no? E visto che la gran parte degli indici in materia di corruzione sono indici in materia di corruzione percepita, cioè le classifiche internazionali della corruzione, prime tra tutte Transparency International, quindi il famoso CPI, cioè l'indice di corruzione percepita, non è che conta le mazzette che effettivamente si sono scambiati nei parcheggi notturni. Conta la corruzione percepita. Questo significa che se il dato c'è ma l'utente non lo sa, io non ho risolto il problema. Vi faccio un esempio: l'Italia ha perso nel corso degli ultimi 10 anni, in questa classifica di Transparency International che si chiama CPI, oltre 20 posizioni. Se voi ci pensate, questi 10 anni sono stati 10 anni della rivoluzione tecnologica, del web. Allora vogliamo forse dire che negli ultimi 20 anni l'Italia è diventata più corrotta di oltre 20 posizioni? Io francamente non mi sentirei di dirlo. Però di sicuro abbiamo un indice che ci dimostra come la percezione a fronte di una realtà grosso modo analoga sia aumentata, che vuol dire che noi abbiamo sbagliato proprio il pezzo di trasparenza tecnologica. Cioè paradossalmente eravamo più bravi ad assicurare la trasparenza nel mondo della carta, quando abbiamo fatto il salto dalla carta al digitale lo abbiamo sbagliato, tanto che si chiama opacità per confusione. Esistono tante informazioni, ma il fatto che queste informazioni non siano effettivamente rintracciabili, le persone non siano in grado di decodificarle in maniera efficace e semplice, perché è vero che devo chiedere questo sforzo a questi poveri cittadini, però non è che posso chiedere di fare un master per interpretare le date informazioni, ma anche evitare di scrivere in burocratese, per fare delle cose un po' più semplici aiuterebbe. Mi ha sempre affascinato sul tram pagare il biglietto, perché altrimenti il trasgressore sarà punito a norma di legge. Cioè, per me dietro questo c'è tutta la burocraticità dell'italiano. Cosa mi fai? Mi frusti, mi arresti, mi fai pagare una multa, sarà punito a norma di legge. Cioè dimmi, chi pagherà il doppio del biglietto? Non lo so, cioè è proprio semplice, no? Invece anche nella sanzione dobbiamo mantenere quest'alea di mistero, quindi di paura, che poi alla fine fa sì che dice ma sì, chissà che mi faranno, intanto non lo pago il biglietto. Prego. Senta, volevo chiedere, questo ragionamento che lei adesso sta facendo a proposito della corruzione percepita, si ricollega a quanto diceva prima durante la sua conferenza a proposito del Brasile, di come sono visti gli imprenditori che arrivano in Brasile? Perché in questo momento la finanza internazionale, per esempio, ha allertatissimi i Department of Compliance per quanto riguarda i paesi del Sud America, in primis il Brasile e la Colombia. Per cui sarebbe un po' in contraddizione. Mi spiega un attimo meglio questo passaggio, per favore? Grazie. Allora, non c'è dubbio che esistano paesi che tradizionalmente avevano dei grossi problemi in termini di corruption. Il problema è che il differenziale di questi paesi, ne faccio due esempi, Brasile sicuramente e la Georgia. In questo momento il differenziale, Georgia ex Repubblica Sovietica, il differenziale di questi paesi è uno, Georgia, cioè Georgia come differenziale è il primo paese nella lotta alla corruzione, non è il primo, non è in cima alla classifica, ma è quello che recupera più posizioni, e il Brasile è il quarto. Nel senso che anche se sconta una tradizione, comunque hanno avviato delle politiche in termini di trasparenza, Freedom of Information Act. In Brasile c'è il dato di real time della strisciata del ministro. Il ministro striscia la carta di credito al ristorante, 24 ore dopo ritrova l'open dato sul sito web. Leggi di stretta sui controlli anticorruzione, fa sì che questi paesi che tradizionalmente avevano stiano crescendo. Noi invece abbiamo un differenziale
che o ci fa andare in basso in 10 anni 20 posizioni, nel corso dell'ultimo anno forse avremo recuperato una posizione, quindi un balzo in avanti veramente molto modesto, tant'è che siamo l'ultimo, insieme alla Grecia, siamo l'ultimo paese, credo, nel CPI dell'Unione Europea 28, quindi apparentemente c'è una discrasia, effettivamente c'è attenzione, ma l'attenzione c'è perché lì mi hanno spiegato, sono stato in Brasile 3 anni fa per una conferenza parlamentare di anticorruzione, mi hanno spiegato che loro sono riusciti ad avere dei rendimenti molto elevati e quindi il livello di corruzione percepita anche grazie ai controlli, perché sapere che esistono dei controlli di prevenzione, cioè il vero problema è tra la prevenzione e la repressione. Il controllo io lo catalogo nella prevenzione, quindi mi aiuta a evitare che poi escano. Quando io parlo di repressione, ormai il danno è realizzato, cioè voi sono usciti fuori, ho speso più soldi, non ho il servizio, ho corrotto il mercato perché un'impresa che meritava di vivere è fallita e una che invece meritava di morire probabilmente non l'ha fatto, e allo stesso tempo il fatto che quell'inchiesta sia arrivata agli onori della cronaca ha rotto il rapporto di fiducia con i cittadini. Se noi andiamo a vedere qual è, per esempio, pensate a Mafia Capitale, i contratti di Mafia Capitale oggetto di inchiesta saranno 70, 80, a fronte di, credo che l'ufficio ne farà qualche migliaio all'anno. Quindi se noi andiamo a vedere il numero, l'impatto del numero e anche l'impatto degli importi tra tutti i contratti del Comune di Roma e i contratti di Bruzzi e Carminati, stiamo parlando di una percentuale veramente bassissima, e a me quello che sconvolge è che in realtà nessuno dei giornalisti lo abbia detto. Cioè, se noi sentiamo i quotidiani sembra che Bruzzi e Carminati gestivano le determine i contratti, l'80% dei contratti del comune. In realtà no, cioè 80 determine dirigenziali per un comune come Roma sono un'inezia amministrativa. Però questo è un tema importante, quindi controlli, che i controlli che vengano inaspriti mi va molto bene, nel senso che un sistema di controlli serio e rigoroso evita che accada, no? È un deterrente sia per chi lavora che per chi guarda. Invece le sanzioni non sono deterrenti per nessuno. Questa è la fine della mia puntata, che naturalmente si deve chiudere con Bart Simpson, che a questo punto, dopo essere stato convinto, deve scrivere: non è vero che le pendate non ci servono. Io vorrei chiudere, prima di lasciarvi le domande, ringrazio la vostra collega che ha rotto il ghiaccio, così renderà possibile a tutti gli altri di poter intervenire in modo più fluido. Vi do uno scenario. Da un punto di vista giuridico, non vi ho morbato con i dettagli giuridici, dal punto di vista giuridico noi stiamo facendo un'evoluzione da un contesto ad un altro. Il contesto in cui noi ci siamo mossi inizialmente era il contesto, io lo chiamo, dell'open data, degli open data ottriati. Voi vi ricordate le costituzioni del 1848, come lo Statuto Albertino? Erano costituzioni ottriate, dal francese octroyer, cioè concesse. Era il sovrano che nella sua magnanimità concedeva ai sudditi la Costituzione. I primi open data che ci sono stati in Italia, a livello nazionale, a livello regionale, sono stati ottriati, cioè amministrazioni illuminate che hanno deciso di pubblicare alcuni dati. Ma queste iniziative sono limitate. Perché sono limitate? A. Quali dati decidi di pubblicare? Quelli che vuoi tu, non quelli che voglio io. B. Cambierà idea? C. Se non mantieni la promessa, che ti succede? È ovvio che finché rimaniamo negli open data ottriati, se il comune non pubblica i dati che mi interessano, se non li aggiorna con una determinata cadenza, se cambia idea perché va via quel dirigente illuminato che li aveva voluti, non succede niente. Io da cittadino non ho strumento per poter obbligare. E voi immaginate che io sono un'impresa, se io devo decidere di investire dei soldini per sviluppare dei prodotti, per sviluppare dei servizi sulla base di dati, e non ho la sicurezza che quel dato ci sarà tra 6 mesi, ma io non investirò mai in giornate d'uomo, non investirò mai in giornate di sviluppo su quel dato, su quell'informazione. Ecco allora che stiamo passando dagli open data ottriati agli open data come diritto, nel senso che esistono regioni che stanno facendo delle leggi in materia di open data, Lazio, Piemonte, sono Friuli, sono alcuni degli esempi. Ma abbiamo anche norme nazionali
che stanno arrivando con qualche ritardo e addirittura internazionali. Esiste una G8 Open Data Charter, cioè quando erano ancora G8, cioè prima che se ne andasse la Russia, nel 2013 hanno sottoscritto una carta degli Open Data costruita su 5 principi. Questa carta prevedeva gli obblighi di una serie di paesi a pubblicare, dei paesi del G8 a pubblicare una serie di informazioni. L'esperimento è stato ritenuto tanto interessante che adesso si sta lavorando ad un progetto di carta internazionale degli Open Data aperta a tutti i paesi, non solo il G8, quindi potenzialmente aperta ad oltre 100 paesi nel mondo, che codifichi i principi degli Open Data e quali sono gli Open Data prioritari, gli Open Data dei trasporti, gli Open Data dell'ambiente, gli Open Data della scuola, gli Open Data della sanità, cioè definire un livello minimo internazionale di riferimento dei paesi che hanno voglia di definirsi paesi aperti, perché esistono due tipi di democrazie, no? Le democrazie, gli inglesi dicono democracy is the only game in town, no? Cioè ormai tutti i regimi sono democratici, ovviamente abbiamo 50 sfumature di democrazia, per parafrasare il titolo del libro, no? La Russia, l'Italia, gli Stati Uniti sono delle democrazie, ovviamente sono dei paesi molto diversi tra di loro. E allora un livello di democrazia open è un livello di democrazia che garantisca la pubblicazione di questi dati. Io, come dire, ho la fortuna di essere nel gruppo di lavoro che sta lavorando alla consultazione per la scrittura di questa carta internazionale. In questo momento è aperta una consultazione internazionale, io sono responsabile per l'Europa della consultazione, opendatacharter.net. La consultazione sarà aperta fino a tutto il mese di agosto, ahimè, ho provato a dirlo che in Europa non è il momento migliore per fare una consultazione, ma l'obiettivo è quello di arrivare con il testo della carta da poter presentare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in settembre, quindi ahimè non c'erano molti altri mesi di tempo per poterla scrivere. OpenDataCharter.net c'è un testo della carta commentabile, quindi avete la possibilità, ovviamente in inglese, tra qualche giorno però diffonderemo anche un testo in italiano, giusto per semplificarne la consultazione. L'idea è quella che raccolti tutti il mese di agosto e per i giorni di settembre noi steward dell'Open Data Charter guarderemo tutti i commenti, proveremo a migliorare per quanto possibile questo documento, dopodiché lo metteremo all'attenzione dei paesi. Ci sono già una serie di paesi che sono come dire, interessati, che guardano con interesse a questo principio, sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, fortunatamente c'è anche l'Italia, ma c'è anche il Messico, le Filippine e una serie di altri paesi. L'idea quindi è quella di far diventare i dati aperti uno standard e allo stesso modo di far diventare uno standard di riutilizzo, quindi la possibilità di poter fare dei confronti tra la municipalità italiana, la municipalità della Sassonia e la municipalità del Brasile e dell'Argentina. Quindi il contesto è un contesto, come dire, che contrariamente a quanto mi dicevano 5 anni fa che gli Open Data sono una moda passeggera, se capisco bene l'impegno di una serie di governi, gli Open Data diventeranno una delle chiavi delle nostre democrazie nei prossimi anni. Grazie. Ovviamente il microfono è a disposizione, faccio la valletta, arrivo. Io volevo chiedere una domanda pratica, nel senso che sugli dati e Open Data siamo assolutamente convinti, anzi diciamo che è un futuro auspicabile, però la percezione è che oggi abbiamo parlato di una semi-utopia, mi permetta questo termine, nel senso che io sono una giornalista e faccio qualche volta inchiesta, soprattutto al lavoro per il spesso, però alcune volte non ho le spalle coperte di grandi giornalisti, ma mi pensa che noi dobbiamo finire quanto più dati possibile, ogni cosa che diciamo deve essere corredata dai dati. Ora lavoro al nord, però mi creda, ogni volta che io con una inchiesta vado a cercare dati, ho l'impressione di scoprire e anzi più le volte non scopro delle volte dove dall'altra parte c'è la sensazione che io vada a violare qualche cosa, una sensazione di fastidio, mi rimandano un mese, più delle volte ci si arrende perché se non abbiamo dei nuovi dati solari, cioè credo che non è un po' il mio caso. Allora la mia domanda pratica
Dunque, io direi che no, forse 5 anni fa non le avrei risposto con la stessa serenità. No, non è un'utopia, anche perché le ho raccontato delle cose che esistono già, non magari tutte qui oggi, ma esistono. Le hanno fatte paesi che hanno meno strumenti secondo me di noi. Io più vado all'estero, ho fatto l'International Open Data Conference a Ottawa a maggio, se le dovessi dire la verità, che sono delle cose che noi non possiamo arrivare a fare in tempi ragionevoli, non ho questa percezione. Cioè la percezione è che magari ci manca un po' di coordinamento, ci manca di lavorare sulla mentalità e sulle norme, ma hanno scritti degli obblighi un po' più stringenti. Però vengo alla sua domanda, cosa praticamente possiamo fare da subito? Nel senso che non ho dubbi che questo discorso a un certo punto franerà, cioè come una piccola valanga. Comincia, ne sentiamo parlare per tanto, poi a un certo punto arriva e all'improvviso ci sommerge. Quindi io sono convinto che noi siamo in una fase molto vicina a questo. Se vedo quello che è successo davvero negli ultimi anni, cioè negli ultimi 7 mesi in un inverno, abbiamo dai dati di ESO ai dati del bilancio di tutti gli enti locali. Adesso c'è questo progetto che si chiama italiasicura.gov.it, sono tutti dati di dissesto della protezione civile. Lei se ne ricorderà quello che è successo alla protezione civile. Tra l'altro sono degli elementi molto importanti, perché io vado lì come primo livello, poi se sono un giornalista se devo chiedere il secondo livello, cioè gli atti relativi a quell'appalto, so che lì si sono spesi tot soldi, adesso lo so che si sono spesi, prima non lo sapevo, dall'open data poi prendo, ci faccio un'istanza di accesso magari agli atti di quella gara e posso vedere. Qual è il mio suggerimento? Il mio suggerimento è partire sempre da esistono delle informazioni pubblicate. Lei si stupirà, esistono molti più dati pubblicati rispetto a quanto abbiamo consapevolezza anche io. Il problema è che sono frammentati, cioè probabilmente i dati relativi ad un territorio sono pubblicati da ISPRA, Ministero dell'Ambiente, Protezione Civile, Presidenza del Consiglio. Perché? Perché ahimè la frammentazione delle competenze tra diversi livelli amministrativi, per esempio i dati delle SDO, sono pubblicati sul Ministero della Salute, non li trovo sul sito dell'ospedale, non li trovo sul sito dell'assessorato regionale. Quindi il primo livello è ricerca di quello che già è pubblicato, cioè il portale dati Covid, il portale nazionale dei dati aperti, poi esistono i portali regionali, poi esistono i siti delle agenzie. Se questa informazione non mi dà riferimento, provo ad andare a fare un 33, cioè provo a capire se la funzione amministrazione trasparente, se quelle sono delle informazioni, o comunque provo a cercarmi delle informazioni di 33 che dovrebbero esserci pubblicate, quello che più o meno mi interessa. Tenga conto per esempio che nel 33 del 2013 lei ha l'obbligo di trovare l'elenco di tutti i provvedimenti dei dirigenti aggiornati ogni semestre. Questo è molto importante e tra l'altro, visto che il 33 ha introdotto delle sanzioni molto penetranti, lei se non li trova fa un accesso civico e se poi in 30 giorni segnala ad ANAC, il responsabile della trasparenza ci mette proprio se quelle informazioni non sono risolte. Quindi il 33 è uno strumento importante. Facciamo conto che il dato c'è, lei vede l'oggetto della delibera, vuole avere l'atto. Allora, io ho collaborato con un'associazione che si occupa di accesso all'informazione che si chiama Diritto di Sapere, che è guidata da un giornalista che si chiama Guido Romeo, che probabilmente conoscete, a scrivere un opuscolo che si chiama Legal Links, che è una guida al diritto di accesso per giornalisti. È scaricabile in PDF dal sito e nel corso di questi 2 anni l'abbiamo molto implementato, perché anche se non si dice molto, abbiamo fatto delle azioni e in questo momento dipende, io non posso dare la notizia perché il cliente lo deve fare anche perché il cliente è un giornalista, però c'è una precedente che stiamo portando avanti proprio in questi giorni, molto importante, proprio sull'accesso all'informazione proprio fatto da parte dei giornalisti. Ovviamente qual è il suggerimento che ho detto? Lei dice no, non è blasonato. Allora, fino ad oggi le amministrazioni non sono state abituate a delle richieste ufficiali, cioè molto spesso quello che io ho maturato è che il giornalista va dall'addetto stampa o va dalla comunicazione o va dal GUP e dopodiché soprattutto sul territorio per evitare di bruciare i rapporti, perché se io faccio un'istanza di accesso all'addetto stampa mi chiama e dice però mi sono offeso con te, non ti parlo più, non ti giro più, non ti vedo più. Ahimè, se vogliamo essere giornalisti, no, perché una volta un corso per giornalisti il vostro collega l'ha detto, io tengo di più con la scatola di cioccolatini a Natale e con l'istanza di accesso. Non discuto, però è come la differenza tra gli studi del cittadino, cioè
voglio fare il giornalista perché qualcuno mi passa le informazioni, oppure voglio fare il giornalista perché ho diritto ad avere da giornalista quelle informazioni. Anche perché una cosa che mi hanno insegnato, tra l'altro questo Legalins è l'edizione in italiano di una pubblicazione per giornalisti che viene fatta in tutto il mondo, quello che, come dire, l'esperienza, ho conosciuto per esempio l'avvocato di Associated Press che si occupa di access to information. No, Associated Press ha un avvocato per tutti i 105 paesi in cui c'è Associated Press, fa le istanze di accesso. E quello che abbiamo capito è che molto spesso la pubblicazione dell'istanza di accesso o della mancata pubblicazione dei dati è già una notizia, cioè dire sono andato sul sito, l'amministrazione non ha pubblicato gli obblighi di legge, è una notizia. B, dire ho fatto l'istanza è una notizia. C, dire ho fatto l'istanza e sono, ahimè, io devo sapere che questo mi deve dare anche i tempi dell'inchiesta, nel senso che io l'istanza di accesso, sapendo che ho un mese, l'amministrazione al momento ha un mese per rispondermi, sia accesso che accesso civico, io me la devo impostare facendola tra i primi atti dell'inchiesta, cioè non posso arrivare all'ultimo a fare, anche perché voi avete dei tempi strettissimi, io lo so, ci lavoro con i giornalisti, lo so perfettamente, quindi di fatto una delle primissime cose che devo fare è l'istanza. Anche perché lì, se sto facendo un'inchiesta, posso decidere se tenermela coperta l'istanza, come fanno con i vostri colleghi, oppure se scoprirla subito, nel senso, ho un problema, soprattutto se so che non me la faranno vedere quel documento, io me la scopro subito l'istanza e ci faccio un pezzo. Dico all'amministrazione, il sindaco che in campagna elettorale ha detto che poteva essere molto trasparente, a questa istanza, a questa roba per dimostrare se è trasparente o meno. Dopo 30 giorni, in mancato riscontro, prima ancora di un ricorso, anche quello è un valido deterrente, soprattutto sul territorio. Quindi nella mia esperienza, anche non essendo dei grandi nomi ed anche prima che gli open data verranno pubblicati proattivamente da parte delle amministrazioni, rispetto a me che sono un privato cittadino, se faccio l'inchiesta, sì ho un blog, ma io non ho una cassa di risonanza, adeguatamente congegnata, la strategia di comunicazione è già una notizia, cioè un'amministrazione che non risponde all'istanza di accesso di un giornalista merita già un'inchiesta, poi ovviamente lei avrà degli altri dati, acquisirà altre informazioni, avrà le sue fonti, quindi di fatto questo genere di strategia e l'esperienza ci ha insegnato, per esempio noi abbiamo fatto una testata cliente ha fatto una serie di istanze di accesso civico a inizio dell'anno su dati che non erano presenti sui siti delle amministrazioni, diciamo che regionali erano. In 30 giorni 18 su 20 erano sui siti, quindi di fatto per 18 regioni su 20 hanno potuto pubblicare i dati e per le 2 regioni rimanenti hanno detto queste 2 regioni non hanno proprio risposto nei 30 giorni. Anche in questo caso che cosa è successo? È successo che dopo qualcuno li ha chiamati, l'informazione è stata pubblicata con la rettifica, perché ovviamente nessuno ci fa fare la figura dei meno trasparenti rispetto agli altri, no? Anche se faccio un'indagine di cooperativa, quindi certo non è immediato come avere tutte le informazioni pubbliche e poter come dire, scrivere un pezzo in poco tempo, però non la vedo come un'utopia, la vedo poi soprattutto se davvero nel giro dei prossimi 12 mesi il governo adotterà il FOIA, davvero quello sarà per voi una miniera pazzesca, cioè l'unico limite sarà la vostra capacità di sapere dove sono le informazioni che vi interessano, perché una volta che lo sapete le amministrazioni non potranno trincerarsi dietro scuse per non darvi date le informazioni. Potrei inserire un elemento, cioè la sottrazione dei dati nel settore dei beni culturali. Lei ha parlato prima di economia, ci sono quintalate di dati, lei ha fatto vedere prima gli archivi impolverati, di magari di scavi archeologici che non sono fruibili. Come si fa a farli tirare fuori? Allora, so che il Ministero ci sta ragionando, tenga conto che questo tirar fuori significa di fatto non sarà un investimento, sicuramente è un investimento che deve fare l'amministrazione, è un investimento in termini di efficienza. I beni culturali è quello che io trovo in una città, magari ho un museo e non ho pubblicato le cose che ho trovato successivamente. Quel museo ha fatto 145.000 visitatori in 20 anni.
quanti ne poteva fare se io avessi implementato? Non c'è assolutamente dubbio. Io le dico che anche la normativa comunitaria fino a qualche giorno fa non prevedeva il riutilizzo dell'informazione dei beni culturali. Adesso è stata rivista la direttiva comunitaria, è stato pubblicato il decreto di recepimento italiano proprio negli scorsi giorni, come ha detto Fiore. Quindi di fatto anche l'Unione Europea ha iniziato a ritornare su questo errore e è ovvio che a questo punto vedremo come il Ministero per i beni culturali recepirà questo tipo di... perché a livello regionale e comunale i dati sui beni culturali vengono già pubblicati. Il vero problema è che il grosso di quei dati è in mano al Ministero e diverse sovrintendenze, quindi abbiamo la necessità che ci sia una presa di consapevolezza centrale di questo problema, perché a livello locale i punti di interesse, i reperti, però abbiamo la necessità che questo venga fatto a livello centrale. Però anche lì mi sembra che qualcosa lentamente, molto lentamente si stia muovendo. Ok, grazie. Grazie a Grazie a tutti.